Buongiorno a tutti e benvenuti. Aspetta un attimo. Non va. I misteri della tecnologia, perché andiamo in diretta su YouTube. Aspetta. Per intenderci. Quindi voi sarete immortalati nella vostra lezione. Vai. Buongiorno e benvenuti. Benvenuti agli studenti del studio del corso di laurea Valorizzazione turistica e promozione del paesaggio dell'Università di Padova. Un saluto alla professoressa Chiara Rabbiosi. Per questa lezione che farete incontrando l'associazione Via Querinissima e alcuni componenti ed esponenti appunto dell'associazione e nel dettaglio abbiamo strutturato l'incontro per parlarvi dell'associazione Via Querinissima. Interverrà il dottor Stefano Agnoletto dalla regione del Nordland, la dottoressa Liuzza per una panoramica sul piano turistico e sulla comunicazione degli itinerari culturali, la responsabile della Proloco di Sandrigo per la festa del baccalà del comune di Sandrigo, che è praticamente un evento che ormai da più di 30 anni viene realizzato con molto successo, ma vi racconteranno loro. Passerei poi un breve coffee break e dopodiché avrete la possibilità di mettervi in contatto con la dottoressa Panche, che è la direttrice dell'itinerario culturale di Itervitis, Sebastian Valverde, che è il direttore del Cammino di Santiago di Compostela Muros Noia, e l'Eleonora Berti, che oltre ad essere una collaboratrice dell'itinerario di Via Querinissima della nostra associazione, è anche direttrice dell'itinerario culturale Destination Napoleon, che vi parlerà comunque degli itinerari culturali e del Consiglio d'Europa. Vi presento il capo ufficio stampa del Consiglio regionale Antonio Franzina, che vi introduce a questo progetto che ha coinvolto anche la Regione Veneto e anche noi del Consiglio regionale del Veneto. Benvenuti e buona giornata. Grazie Nicoletta. Allora, benvenuti a nome del Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che si scusa di non poter essere con voi, che è stato uno dei motori, da buon sandricense, è stato uno dei motori di questa proposta, che nasce sostanzialmente, ed questo è molto interessante, nasce dal basso, cioè non è un'iniziativa lanciata dal Consiglio regionale del Veneto, ma è un'iniziativa che nacque in particolar modo a Sandrigo, ma non solo, a Aosta contemporanea, quindi a seguito del Festival del Baccalà di Sandrigo, che vi consiglio di andare a vedere il prossimo anno perché è una cosa impressionante, in quanto sono presenti i norvegesi. Cioè è talmente importante come festival che di norma la Norvegia manda un ministro a partecipare alla parte istituzionale di questo festival. Del resto tenete conto che il Veneto importa credo l'80% dello stoccafisso del baccalà pescato nelle isole Lofoten, per cui siamo una risorsa economica non da poco. E lo sottolineo perché nelle isole Lofoten, i cittadini delle isole Lofoten hanno combattuto per difendere la pesca tradizionale, che per loro è la pesca dello stoccafisso e l'allevamento del salmone, nonostante che l'area delle Lofoten abbia uno dei più grandi giacimenti di gas al mondo, per cui hanno evitato la trivellazione di questo giacimento per difendere la pesca tradizionale dello stoccafisso. È una cosa molto interessante. Sempre alle Lofoten, e questo cerco di introdurvi il motivo anche della vostra presenza, alle Lofoten si è sviluppato tutto quanto un segmento turistico di estrema rilevanza attorno alla pesca, cioè c'è proprio gente che va, norvegesi che vanno alle Lofoten durante la stagione di pesca a gennaio, che vi assicuro essere alquanto fresco, visto che siamo sopra il circolo polare artico, ma vanno apposta per poter fare la pesca e hanno con noi due grossissimi problemi. Perché gli itinerari culturali non sono soltanto un'occasione di svago, di arricchimento culturale, ma sono anche motivo di confronto tra le realtà
che partecipano a questi itinerari e condivisione su una serie di problemi, ad esempio l'overtourism. C'è a Venezia il sovraccarico turistico, ma c'è anche alle isole Lofoten. Le isole Lofoten, 3.500 abitanti, pensate che bastano 500 persone per fare sovraccarico di turismo, ma poi hanno anche un altro grandissimo problema. Per loro il sovraccarico di turismo è drammatico in quanto il loro patrimonio è proprio patrimonio ambientale, devono riuscire a difendere l'ambiente. Si sono accorti già da qualche anno del mutamento climatico perché, ad esempio, ci sono delle mosche che non erano mai state registrate in precedenza, ma che già durante la stagione dell'essiccamento del baccalà, dello stoccafisso, vanno a posizionare le uova nel baccalà, rovinandolo. Ma queste mosche a marzo lì non dovevano esserci, è stato frutto di un cambiamento climatico la loro presenza. Quindi altra tematica importante, cerco di andare veloce, che abbiamo assieme alle Lofoten e assieme alla regione del Nordland, che il prossimo anno sarà protagonista perché la Bodo è la capitale, è stata nominata capitale europea della cultura per il 2024, è il problema dei giovani che scappano. Come qua a Venezia e come anche in parte purtroppo ai noi, anche in Veneto, tanti giovani laureati, nel Nordland c'è l'Università del Nordland che è molto importante, ma tanti giovani vanno via, abbandonano la terra natia per andare a Oslo, andare a Londra, andare in altre realtà e quindi si impoverisce il territorio. E lo stesso sta accadendo, un fenomeno che sta accadendo anche in Veneto. Tantissimi ragazzi che si laureano nelle nostre università, che sono tutte quante ottime università, magari vanno a cercare lavoro all'estero, che è una cosa positiva per alcuni aspetti, ma per altri è sicuramente un fenomeno sul quale interrogarci. Abbiamo quindi scusate, dato vita a questa rete che non è soltanto un itinerario turistico, ma è proprio un itinerario che porta anche chi lo farà a confrontarsi con la realtà del contemporaneo. Cioè non andiamo a vedere solo Pietro Querini, cioè 1431-1432, andiamo a vedere anche il contemporaneo, il nostro contemporaneo, vedere come vivono e come le città che partecipano a questa rete, le città e i territori che partecipano a questa rete, affrontano le problematiche del contemporaneo. Cadice, ad esempio, ha grossissime problematiche legate all'occupazione. È una città che ha una storia meravigliosa, è una delle città più antiche d'Europa, ma ha tassi di disoccupazione spaventosi. Lisbona ha altri problemi, Muros ne ha altri ancora e via dicendo. Ecco, ho citato Muros perché prima ne parlava anche la dottoressa Martorana, ma perché è una delle domande ricorrenti alle quali nessuno aveva dato risposta, perché Muros, me lo chiedevano anche gli spagnoli, e non Santiago de Compostela, perché Muros era nel percorso delle mude veneziane. Cioè le mude veneziane a partire dal 1300, quando Dante Alighieri era ancora terrorizzato dalle colonne d'Ercole, i veneziani già le avevano superate e salivano verso Bruges, verso i Paesi Bassi, però salivano attraverso un percorso fissato dalla Repubblica e guidato da comandanti, da ammiragli, diciamo, della Repubblica. E questo percorso aveva un andamento all'andata, per cui si costeggiava la costa spagnola, si arrivava a Cadice, da Cadice era veneziana, i genovesi andavano a Siviglia, Cadice era veneziana, salivano a Lisbona, da Lisbona poi i veneziani andavano a Muros e da Muros poi salivano verso Londra e da Londra poi a Bruges. Il viaggio di ritorno vedeva Muros, Lisbona, Cadice, però la costa africana, per cui le navi veneziane in Africa reimbarcavano spezie che portavano a Venezia. Questo è a grandi linee il percorso. Dopo Pietro Querini incappò in una situazione drammatica. Altro tema contemporaneo, l'inverno del 1431 fu uno dei più freddi di tutta quanta il millennio, per cui le condizioni drammatiche che spinsero questa nave, sballottarono questa nave in giro
per l'oceano furono determinate da una situazione climatica devastante. Situazione climatica che peraltro era già alla base del viaggio di Querini, che esportava vino. Il vino era diciamo, il motivo essenziale del commercio di Querini verso Bruges, ma per un motivo molto semplice. A metà del 200 più o meno ci fu un'inversione climatica notevole. Fino al 1200 si potevano coltivare le viti fino in Scozia e si produceva vino anche in Inghilterra. A seguito di un raffreddamento abbastanza repentino peraltro e coincidente anche in parte poi con la peste nera nella metà del 1300, succede che da una certa latitudine in poi sparisce la coltivazione del vino e i veneziani sono gli unici ad avere, per una serie di fortune e con cause stranissime, ad avere praticamente il monopolio del vino e lanciano una delle più grandi campagne di marketing mai riuscite come quella, per cui chiamarono tutto il vino buono di qualità Malvasia ed esportavano la Malvasia in tutto quanto il nord Europa. Furono praticamente monopolisti di mercato fino alla fine anche del 600 in pratica. Poi furono soppiantati dai portoghesi con il vino Porto, che non è fatto a Porto ma è fatto all'interno della Valle del Duero, ma comunque è un vino particolarmente apprezzato dagli inglesi, ai quali poi si affiancherà anche lo sherry prodotto in Andalusia e quindi il Marsala prodotto in Sicilia. E arriviamo ai nostri giorni per darvi l'idea come anche il vino, in questo caso, cioè non c'è solo il baccalà ma c'è anche il vino, costituisca uno degli elementi fondamentali della nostra storia, ma anche dei percorsi culturali che possiamo sviluppare andando a cercare quali sono le caratteristiche della storia comune. Noi abbiamo voluto, e con questo concludo, come Consiglio regionale appoggiare questa proposta di cammino culturale europeo e vorremmo avere il riconoscimento da parte del Consiglio d'Europa, perché questo cammino è uno strumento notevole per mettere in dialogo il mezzogiorno d'Europa, il Mediterraneo, con il nord Europa. È una questione anche politica, perché il Mediterraneo nell'Unione Europea non è mai stato sentito come confine meridionale dell'Unione, e invece il Mediterraneo è il confine meridionale dell'Unione, ma non solo. Lungo il Mediterraneo parte la storia dell'Europa. Infatti il titolo esatto della Querenissima era Via Querenissima dal mito alla storia. Il mito è quella di Europa che viene rapita da Giove, portata nell'isola di Creta e lì più o meno a Gortina dalla loro passione amorosa nascerà la storia. Minosse è uno dei figli del ratto di Europa e questo è il mito. Però per una casualità nel 1431 sempre da Creta, non lungi da dove appunto da Gortina, Pietro Querini aveva i suoi feudi dove coltivava la malvasia e riempì la nave con 800 barili di vino per portarli a Bruges. Ultima nota sul serio, perché sennò qua vi rubo tempo. La storia si rinnova, la storia si ripete e il turismo è un motore particolarissimo della ripetizione della storia. Se avrete tempo troverete un altro Veneto Vicentin Padovano, tale Palladio Andrea, che qui a Venezia, prima di chiudere il bacino di San Marco con le sue due stupende chiese del Redentore e di San Giorgio, dando vita a quella piazza Acquea che è il bacino di San Marco, aveva rimesso a posto la facciata di San Francesco delle Vigne. San Francesco delle Vigne vi dice una cosa, Vigne parla del vino. I frati di San Francesco delle Vigne da un paio d'anni hanno espiantato le vecchie piante che producevano anche poco e hanno reintrodotto la coltivazione della malvasia.
veneziana. Quindi hanno riportato a Venezia quella che era la pianta, la vite, la vitis vinifera, che dette la forza e che dette la possibilità a Venezia di essere monopolista di mercato per 400 anni, l'hanno riportata ed è coltivata oggi a piccolo appezzamento nel chiostro della Basilica di San Francesco delle Vigne, qui dietro l'Arsenale, per intendersi, per chi ha un attimo di pratica veneziana. E vedete come la storia si rinnova, ritorna e diventa un motivo di, diciamo, sostanziale per sostanziare il turismo. Non basta avere le cose belle, bisogna che dietro a queste cose ci sia una storia, ci sia una vita e ci sia anche la possibilità di essere presenti nella modernità. La prima città in Italia per numero di turisti si dice che sia Roma, la seconda Milano, e uno a Milano non va a vedere la storia ma va a vedere il presente. La terza città è Venezia, però se io calcolo Venezia e tutto il bacino che le ruota attorno, quindi Jesolo, Cavallino Treporti, Caorle, scoprirete che Venezia è la prima città in assoluto in Italia per numero di turisti e per ricchezza prodotta. Ma noi in questa storia, in questo turismo che ruota attorno a Venezia e che rientra anche nella storia di Pietro Querini, ci mettiamo dentro tanta sostanza, tanta cultura, tante problematiche e possibilmente anche il confronto, come dicevo, con il contemporaneo. La via Querinissima è l'unica strada, l'unico percorso del Consiglio d'Europa che parte dal sud dell'Europa per andare a nord. Quindi rovesciamo lo stereotipo per cui il nord è sempre più forte, più ricco, più bello del sud dell'Europa, e invece noi partiamo dal sud dell'Europa, da Creta, Cadice, cioè quindi una città particolarmente problematica quanto bella, università che poi è anche gemellata con l'Università di Padova e l'Università di Venezia. Ci sono degli studenti padovani e veneziani che vanno a fare l'Erasmus a Cadice. Quindi dal sud dell'Europa noi andiamo a raccontare una storia che è una storia, e con questo concludo sul serio, anche di solidarietà incredibile, perché nel 1432, nel gennaio del 1432, dei contadini pescatori dell'isola di Røst si accorgono che c'è qualcuno disperso in quest'isola Sandoia e va a prenderlo, a salvarlo. Salvano senza chiedere nulla in cambio queste 11 persone, e questi 11 torneranno a Venezia lungo un itinerario di terra, sempre trovando ospitalità e solidarietà. E anche questo è un tema drammaticamente contemporaneo, ma anche particolarmente entusiasmante se parliamo di un turismo sostenibile, consapevole e cosciente di una storia e delle problematiche del presente. Io avrei detto anche fin troppo, vi ho rubato fin troppo tempo, guardo la dottoressa Martorana che non mi guarda, lascio lo spazio, non occorre l'applauso, non importa. E chi deve venire adesso? Il collegamento con Agnoletto, che nonostante il nome, lo capite, è italianissimo, ed è stata la nostra fortuna, emigrante in Norvegia, dove ecco, no, Nicoletta, vieni a presentare. Allora, siamo collegati dalla regione del Nordland con il dottor Stefano Agnoletto, che rappresenta appunto la regione nel progetto di Via Querinissima, project leader, manager e direttore per il coordinamento dell'Europa del Nord in Via Querinissima. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti e tutte, benvenuti. Vi ringrazio dell'invito. Provo a condividere, vediamo se ci riusciamo, a condividere
Vedete la mia slide? Scusate, vedete la mia slide? Io sì, Stefano, però non a schermo intero. Solo che non sento più nessuno io. Allora, vediamo la slide, ma non a schermo intero. Devi usare... Lì in Credo basso che sia a questa. destra. In basso a destra, Più giù? vai ancora un pochino più giù, a Adesso. sinistra, No, perché qui Dove c'è lo zoom dello schermo, lì vicino. allora, le 3 icone più in là, più a... aspetta. Adesso vedete? Perché Allora, vediamo, ma non in presentazione. Comunque vai avanti così. perché so, Scusate, è questa l'icona, giusto? Allora, guarda, vai in basso del monitor con il cursore, dove sei? adesso sono qui, ma Ecco, vai in basso alla tua sinistra, alla fine del monitor. Non ce la possiamo fare. no, Aspetta, facciamo una no, cosa così. non riesco, non funziona. Non. Ti... Vabbè, Niente, no, non funziona. Vabbè, prova a farlo senza fai così. slide. Va bene. No, lascia le slide così. Va bene? Va bene così, va bene così. Allora, vediamo. Io non so cosa state vedendo voi perché purtroppo, ma non. Allora, beh, proviamo a fare. Aspetta. So. Stefano, in Sì, basso al monitor, dove c'è il sì. cursore per ingrandire Ma che e Webex per c'è voi, un'icona, sembra una televisione con un... vicino al meno, la prima icona vicino al meno. Aspetta, ma devo. Anche- Forse. Ok. ecco lì, vai ancora un po' avanti, un po' più a destra, allora. Vicino al menu, dove c'è il cursore per ingrandire le slide. Ma Guarda, 3 icone rispetto a quella che hai selezionato adesso. qui share, ma share mi rimanda. Vabbè, niente, no, non Non so. riesco. Niente. Parti lo stesso così, noi vediamo quello che vedi tu. Parto così perché purtroppo qui, non so, c'è qualche incompatibilità con WebEx che non usiamo mai e non riesco, perché non l'attiva, adesso si è anche bloccato. Perché a me lo dà, a me dà già in sharing e non so perché, adesso non c'è più. Ok, la Adesso rimetto vediamo te. almeno lì. Sì, adesso la rimetto almeno lì perché.
ci riprovo. Adesso vediamo Marzia. Ciao a tutti. Ok, vabbè. Sì, Parti ma è che così. proprio non funziona più, cioè non funziona WebEx qua. Sto Beh, comunque cercando. noi vediamo le slide, sei sulla prima di Via Querenissima e quindi puoi partire. Vediamo se riesco, perché adesso vedete Sì, sì, la seconda. sì, perfetto. Ok, vabbè, scusate, ma questo è. Allora, riparto da capo e cerco di lavorare con quello che ho. Allora, buongiorno a tutti e tutte, mi scuso. Allora, c'è stata già una magnifica introduzione del dottor Franzina, che ha introdotto moltissimi dei temi che adesso proverò a presentare anch'io. Allora, che cos'è Via Querenissima? Via Querenissima è un'idea di creare una moderna via culturale europea basata appunto sulla storia di Pietro Querini. Il dottor Franzina ha già introdotto che era Pietro Querini, fondamentalmente era un mercante veneziano che nel 1431 parte da Raclion, che allora Candia parte dei territori veneziani, con l'obiettivo di andare a Bruges, appunto portando tra le tante cose Malvasia, come ha ben spiegato il dottor Franzina, che era il vino fondamentalmente di cui i veneziani avevano il monopolio. Dunque la sua avventura, quindi lui parte, come facevano spesso e normalmente i mercanti veneziani, con l'obiettivo di arrivare a Bruges. Cosa succede però lungo il passaggio? Lungo il passaggio appunto incontra una tempesta, si susseguono varie disavventure, fondamentalmente cosa succede? Succede che dei 68 membri del suo equipaggio ne sopravvivono solo 11 e con questi 11 il nobile Pietro Querini sbarca su un'isola deserta nel nord della Norvegia. Dopo alcuni giorni gli abitanti della vicina isola di Rost, un'isola di pescatori, vedono del fuoco che sale dal luogo dove c'erano i pochi sopravvissuti dell'equipaggio di Querini, vanno su quest'isola, trovano Querini, membri del suo equipaggio, e li portano sull'isola di Rost, dove li accolgono per alcuni mesi. Ecco, questo è l'evento fondamentale che è all'origine del nostro progetto Via Querenissima. Un mercante veneziano che deve andare a Bruges, una tempesta e infine l'accoglienza che gli abitanti di Rost fanno di Querini e dei suoi abitanti. Dopo alcuni mesi Querini e i sopravvissuti ritorneranno a Venezia. Qui potete vedere, spero che si vede, Nicoletta, si vede la cartina? Si vede la mappa? Io la vedo, Ok, ma non però sento non più so. nessuno. Ma ci sono ancora? Sì, sì, vai avanti, vai avanti. La vedete la Sì, mappa? sì. Allora, questa è la mappa che descrive il tour che Pietro Querini e il suo equipaggio fece. Infatti, tornando poi indietro, si divideranno in due gruppi. Un gruppo scenderà direttamente a Venezia, un altro gruppo con Pietro Querini invece passerà da Londra e arriverà in seguito a Venezia. Ecco, come ha ben spiegato prima il dottor Franzina, quindi la via culturale che noi stiamo costruendo basandoci sulla storia e l'avventura di Pietro Querini è una via culturale che unisce il nord, l'Artico, dove mi trovo io in questo momento sono a Budu, che è la capitale della regione del Nordland, che si trova in faccia alle isole Lofoten a nord del circolo polare artico, la connette con il sud a partire da Creta, e quindi questo è il cuore del progetto. Da dove, come facciamo a conoscere
la storia e l'avventura di Pietro Querini? Lo possiamo conoscere grazie a due fonti originali di cui abbiamo la disposizione, cioè il diario di Pietro Querini stesso. In realtà è un diario, più che un diario, era una relazione che Pietro Querini fece al Senato veneziano sulle sue avventure. E poi abbiamo anche un altro scritto che riporta le memorie di due membri dell'equipaggio di Pietro Querini, cioè Niccolò De Michele e Cristoforo Fioravante. Dove sono depositati questi documenti? Sono depositati in due luoghi principi della memoria e dell'archiviazione della nostra storia, che sono la Biblioteca Marciana, che si trova vicino a dove vi trovate oggi, vicinissimo a Venezia, e alla Biblioteca Apostolica Vaticana a Roma. Aggiungiamo poi un fatto fondamentale, interessante della storia di Pietro Querini. La tradizione ci dice anche che l'avventura di Pietro Querini è all'origine del commercio dello stoccafisso dal nord della Norvegia al Veneto, all'Italia e al sud Europa. Dico la tradizione perché poi la ricerca storica ha dimostrato che esisteva un commercio già precedente che passava attraverso l'ANSA, cioè la confederazione commerciale che controllava il commercio tra il nord e il sud Europa. Ma come sanno gli storici, le tradizioni in sé sono importanti, quindi Pietro Querini è il simbolo di un commercio continuativo e secolare che mette appunto in connessione quello che prima dicevo, il nord e il sud dell'Europa. Quindi, in sintesi per ora, il progetto che noi abbiamo è quello di costruire una via culturale europea che segue diciamo, il viaggio e l'avventura di Pietro Querini. Ma innanzitutto c'è però una domanda importante da farsi. Che cos'è una via culturale europea? Allora, le vie culturali europee sono un programma ufficiale lanciato dal Consiglio d'Europa. Sottolineo qui è importante non fare confusione con gli organismi. Stiamo parlando in questo caso del Consiglio d'Europa, non dell'Unione Europea. Il Consiglio d'Europa è un organismo a cui partecipano tutti i paesi europei. Qual è l'obiettivo di questo programma lanciato nel 1987 dal Consiglio d'Europa? Creare delle vie culturali europee il cui obiettivo è diciamo, dimostrare come i diversi patrimoni culturali dei vari paesi europei possono, e culture, patrimoni, culture, eccetera, possono contribuire alla costruzione di un comune patrimonio culturale europeo che riconosce però anche le differenze, cioè uno spazio in cui si incontrano diciamo similitudini e differenze per costruirle insieme. Ecco, nel 1987 partì questo progetto, ad oggi abbiamo già 45 vie culturali ufficialmente riconosciute dal Consiglio d'Europa. Probabilmente alcune le conoscete bene, o le avete già sentito parlare, le più note sono sicuramente il Cammino di Santiago, con il quale tra l'altro come Via Querenissima abbiamo iniziato una collaborazione e che fu la prima via culturale europea riconosciuta dal Consiglio d'Europa, e un'altra è per esempio la Via Francigena. Allora, ma che cos'è in pratica una via culturale europea? Perché capisco che è sempre complicato spiegare. Con una battuta, io ho 2 bambini ancora piccoli e quando mi chiedono ma papà tu cosa fai? Spiegargli che cos'è una via culturale europea non è semplice. Una via culturale europea è un network, una rete di che cosa? È una rete di luoghi, è una rete di eventi, è una rete di strade, è una rete di attività, è una rete di istituzioni, è una rete di monumenti, è una rete di scambi.
è una rete di imprese, è una rete di musei, è una rete di scuole, è una rete di istituzioni pubbliche e tanto altro. È questo, che hanno in comune qualcosa, hanno in comune un background, nel nostro caso la storia e l'avventura di Pietro Querini e, cosa fondamentale, hanno in comune un'idea di una collaborazione strategica di lungo termine. Ecco, questa è una via culturale europea. È diciamo, uno strumento molto complesso, pensato dal Consiglio europeo, con l'obiettivo generale di valorizzare il patrimonio culturale delle singole realtà europee per costruire un patrimonio unico da condividere, ma che si riflette in tantissimi tipi di settori. Ad esempio, cos'è Via Querenissima? Via Querenissima ha a che fare con la scuola, con l'educazione, con gli scambi, con le università, ha a che fare certamente con il commercio, con il business, ha a che fare col turismo sostenibile, ha a che fare con la valorizzazione di territori, ha a che fare con lo scambio culturale, ha a che fare a costruire network per raccogliere fondi, ma cosa importantissima, ha a che fare anche con dei valori, quei valori che ricordava molto meglio di me il dottor Franzina precedentemente, quei valori di solidarietà, di ospitalità che ci vengono trasmessi direttamente dalla storia di Pietro Querini. Ospitalità, solidarietà, incontro, conoscenza interculturale, eccetera, eccetera. Dovete capire quanto è paradigmatica la storia di Pietro Querini che è all'origine del nostro progetto. Dovete pensare a un gruppo di veneziani. Allora i veneziani pensavano, forse ha ragione, sto molto attento visto che parlo con i veneziani, o forse non proprio così a ragione come pensavano loro, ma sicuramente erano un luogo, si sentivano un po' il centro del mondo. Cosa succede? Questo nobile veneziano si trova ad atterrare su un'isola, a incontrare delle persone che lo aiutano che nulla sapevano di Venezia. Ecco, questa è la scoperta incredibile, un incontro. È la costruzione delle radici dell'Europa, è l'incontro tra mondi che non si conoscevano. È interessante che questo viene fatto da un mercante veneziano, la stessa Venezia, è inutile che lo dica a voi, di Marco Polo, no? La Venezia che aprì e che vivacizzava i commerci, gli incontri con l'Estremo Oriente, che apre questa via verso il nord. È interessante per esempio ricordare che negli scambi che i diari di Pietro Querini e degli altri membri del suo equipaggio sono anche fondamentali qui in Nord Norvegia, perché sono tra le prime testimonianze scritte che raccontano come vivevano i norvegesi a quel tempo e le comunità di pescatori. Quindi ecco, questa è la complessità di che cos'è una via culturale europea e di che cosa vuole essere Via Querenissima. Per fare tutto ciò abbiamo costruito un'associazione internazionale, cioè l'anno scorso, il 22 giugno 2022 a Venezia, abbiamo firmato la fondazione dell'Associazione Internazionale Via Querenissima, cioè quella associazione che avrà il ruolo di gestire, ed è responsabile del funzionamento della Via Querenissima. Un'associazione che è composta ovviamente da un'assemblea generale dei soci, da un comitato direttivo, da un comitato scientifico importantissimo, con docenti che vengono da numerosissime università in tutta Europa e anche in Nord America. Ad oggi in questa associazione abbiamo 19 diversi partner che sono i più diversi. Abbiamo istituzioni pubbliche come la Regione Veneto, come la Regione del Nordland, municipi come il municipio di Sandrigo, il municipio di Rosti, il municipio di Cadice, reti di municipi come la rete spagnola di Munos, abbiamo l'Heraclion Development Agency
e abbiamo anche soggetti più orientati, per esempio il porto di Venezia, eccetera. Quindi soggetti che vengono da 5 differenti paesi con cui lavoriamo insieme per costruire quel progetto che è la Via Culturale Europea. Attenzione, una via culturale che esiste già. La Via Querenissima è già una realtà che rende vivi, ma non solo celebra, ma rende vivi, rende reali oggi, come sottolineava il dottor Franzina, quei legami strettissimi tra il nord e il sud Europa. Quindi è un progetto che ha lavorato sulla ricerca, sulla cultura, sul cibo, sul turismo sostenibile. Abbiamo fatto tantissime cose, qui gli esempi possono essere infiniti. Vi ricordo per esempio un bellissimo conferenza internazionale che abbiamo tenuto a marzo proprio con l'Università di Padova, di cui vedete qui, non so se riuscite a vederlo, la locandina su scambi culturali nel XV secolo e oltre. Abbiamo fatto proprio 2 settimane fa un'altra conferenza internazionale presso la sede della Regione Veneto proprio sul turismo, sugli scambi, eccetera, con relatori che venivano da 4 diversi paesi, Italia, Norvegia, Svezia, Spagna, purtroppo Grecia l'ultimo per motivi personali non sono riusciti a intervenire. Abbiamo fatto 2 settimane fa un altro evento importantissimo, sempre a Venezia, l'Opera Querini. Ecco, questo è un esempio di cosa vuol dire una via culturale. Cos'è l'Opera Querini? L'Opera Querini è un'opera teatrale creata, attenzione, dalla comunità dei pescatori dell'isola di Rost. Oggi l'isola di Rost, dove fu accolto Pietro Querini, è un'isola dove abitano 400 pescatori, vivono di pesca, esportano il pesce in Veneto, il 90% del loro prodotto. Bene, questa comunità si è messa insieme e ha creato un'opera teatrale che racconta la vita di Pietro Querini. L'opera teatrale fu la prima volta presentata nel 2012 con una meravigliosa collaborazione tra una comunità e alcuni professionisti dell'opera lirica, e grazie a Via Querenissima cosa abbiamo fatto? Una follia. Abbiamo portato quest'opera teatrale con metà della popolazione di Rost a Venezia 2 settimane fa all'Arsenale Nord. È stato presentato per 3 giorni con vari spettacoli l'Opera Querina. E questo è un altro esempio di che cos'è una via culturale. La via culturale è innanzitutto uno strumento per valorizzare ciò che già esiste nei vari territori, in termini di cultura, di turismo, anche di business, di scambi, di educazione, di scuole, eccetera. Questa è una via culturale europea. Qual è il prossimo passo su cui stiamo lavorando ed è fondamentale? È questo. A luglio l'Associazione Internazionale Via Querenissima ha presentato al Consiglio d'Europa, cioè l'organo che gestisce le vie culturali europee, ha presentato un dossier, pensate, 342 pagine di dossier. Cosa serve questo dossier? L'obiettivo di questo dossier è chiedere al Consiglio d'Europa di essere riconosciuti come via ufficialmente, come via culturale europea, come il Cammino di Santiago, come la Via Francigena, come il Cammino di Sant'Olaf, tutte vie su cui stiamo tra l'altro collaborando. Cioè, perché questo? Perché è importante? Perché una via culturale europea non è un progetto a termine. Questa è una cosa importante. Magari molti di voi conoscono i progetti Unione Europea, Horizon, Creative Europe, cioè i progetti in cui si fa richiesta per ottenere dei fondi, si crescono dei network internazionali, cose fondamentali. Ma qui stiamo facendo la follia, se mi permettete questa espressione, di creare qualcosa di più, di creare una via culturale permanente. Ora, come sappiamo, purtroppo nulla è per sempre, ma nel mondo, ma in questo caso l'obiettivo nostro è proprio cercare di creare una via culturale europea che rimanga uno strumento a disposizione che unisce il nord e il sud dell'Europa.
abbiamo per adesso partner da 5 paesi, ma con la dottoressa Martorana, che è la nostra direttrice, e con tutti i partner stiamo lavorando per attrarre partner anche dalla Germania, dal Belgio e da tutti i paesi, dal Portogallo, attraversati da Pietro Querini. Ma l'obiettivo è creare uno strumento a disposizione dei partner per fare cosa? Per fare quello che accennavo prima, per parlare e per sviluppare progetti concreti di turismo sostenibile, progetti concreti di scambio culturale. Un altro esempio per capire: alla conferenza fatta 2 settimane fa a Venezia Internazionale come Via Querenissima, la rete delle biblioteche della regione del Nordland, dove sono io, c'è la regione dove si trova Rost, ha presentato un progetto per creare i Querini Corner e i Querini Days, cioè dei momenti per cui nelle biblioteche si trova e si creano dei momenti in cui, a partire dalla storia di Querini, si ragiona sugli scambi, sui valori, eccetera. Ecco, questo è tanto altro: mobilità di studenti, questa è una via culturale. Creare dei percorsi anche pratici in cui un turista che arriva a Budu qui sopra, arriva a Venezia, arriva a Cadice, a Eraclio, può seguire i percorsi di Pietro Querini, può sapere quali sono i musei, quali sono i luoghi, dove può capire la presenza di questo scambio. Ecco, questo è il progetto. Spero di essere stato in grado di presentarlo al meglio. Mi scuso per le difficoltà di comunicazione che abbiamo avuto, e resto ovviamente a disposizione per ogni informazione. Grazie. Grazie Stefano. Sì. Allora, adesso lasciamo la parola alla dottoressa Liuzza, che è dottoranda dell'Università di Padova e Digital Marketing Strategist per Via Querenissima. È una giovane... Non ce l'abbiamo in linea? Mi vedete? Ma no, non ti vediamo, Marzia. Eccoti qua. Ecco. Ah, ok. Marzia ha cominciato a collaborare con noi anni fa, quando ha fatto la sua tesi di laurea proprio sull'itinerario culturale Via Querenissima, e quindi comunque sta collaborando con noi anche nella realizzazione di tutto questo progetto. Ti lascio la parola. Va bene. Allora, provo a condividere lo schermo. Vedete? Le vedete? Sì. Ok, Nicoletta, voi le vedete? No, noi non le vediamo. Ecco, Non so. Niente? le vediamo tanto piccole. Allora, Ecco, aspetta che non allarga, capisco. perfetto. Perfetto, così van bene. Le vedete? Ok. Aspetta che... Va bene, allora, buongiorno a tutti, appunto come ha detto Nicoletta, io mi occupo di tutta quella parte per Via Querenissima che concerne la gestione della comunicazione e del marketing digitale. Quindi con voi in realtà voglio partire con una considerazione, cioè perché è importante avere una strategia di comunicazione. In realtà per 2 motivi. Un motivo più generale, nel senso che possiamo avere un buon prodotto o servizio, però se non lo si comunica in maniera efficace o non si raggiunge il giusto target di riferimento, rimane comunque un prodotto a metà. Specialmente adesso, no? Con il digital, i social network e soprattutto con l'overload informativo a cui siamo soggetti, selezionare ed essere visibili diventa sempre più difficile. Il secondo motivo in realtà è invece più specifico, cioè che il Consiglio d'Europa, nel momento in cui un itinerario si candida per ottenere la certificazione, tra i requisiti fondamentali che richiede c'è quello di creare una visibilità comune, che non è semplice, nel senso che specialmente anche con Via Querenissima, che come diceva Stefano, abbiamo paesi, abbiamo membri che arrivano quindi dalla Grecia, dalla Norvegia, dalla Svezia,
e dalla Spagna, risulta difficile creare una visibilità comune. Ogni paese ha delle proprie caratteristiche, ha una propria cultura e anche un modo di comunicare in maniera diversa. L'obiettivo quindi non è di omologare, di appiattire le differenze culturali, ma di garantire ai membri la giusta visibilità, però poi comunicare all'esterno un prodotto, un brand che sia comune, che abbia quindi una visibilità comune. E qui troviamo l'importanza di avere una strategia di base. Il secondo elemento che richiede il Consiglio d'Europa è l'identificazione degli elementi dell'eredibilità, quindi tutto quello che è connesso all'itinerario, che può essere materiale o immateriale. Il tutto deve essere seguito e strutturato da uno storytelling. Quindi queste fondamentalmente sono le motivazioni per cui è strategico ed è utile avere una strategia di base. Andiamo più nel dettaglio come abbiamo strutturato la strategia di comunicazione di Via Serenissima. Si basa in 4 step. Il primo step è una fase di ascolto, poi ve le mostrerò nel dettaglio, quindi andare ad identificare quali sono le esigenze, le necessità. Una seconda fase di analisi, quindi partendo dagli obiettivi, analizzare il settore di riferimento, che nel caso di Via Serenissima è il turismo, ma può essere anche la pesca, quindi abbraccia tanti settori di riferimento. Poi un'analisi della situazione interna ed esterna con la SWOT analysis e poi la definizione del target di riferimento, cioè a chi ci rivolgiamo. Dopo che abbiamo definito questa fase, possiamo procedere con l'identificazione della strategia, quindi quali canali utilizzare e come utilizzarli. L'ultima fase, che è la fase più importante, è quella della valutazione dei risultati e quindi del monitoraggio per andare a effettuare modifiche o a implementare la strategia. Quindi andando nel dettaglio, quali sono gli obiettivi principali dell'associazione? L'obiettivo di fare branding e di avere una comunicazione integrata. Il branding vuol dire aumentare la consapevolezza di un brand, quindi posizionare quel brand nella mente dell'utente o del consumatore o nel nostro caso del turista, e si va a comporre di tutti quegli elementi visivi e non, tra cui il logo, il design visivo, la mission e il tono di voce, cioè con quale tono di voce noi comunichiamo, che può essere formale, informale, dipende un po' dal nostro target di riferimento. Quindi nel nostro caso un obiettivo è fare branding, quindi aumentare la consapevolezza del marchio di Via Serenissima. Il secondo obiettivo è una comunicazione integrata, quindi come vi dicevo, comunicare all'esterno un unico prodotto, un unico itinerario che rispecchi però tutte le componenti di Via Serenissima. Proprio per questo, parlando del branding, di fare branding, una delle componenti è il logo. Via Serenissima, come diceva Stefano, in realtà è un progetto che esiste da tanti anni e che quindi aveva un suo logo, però negli anni comunque si è evoluta, si è modificata, e da qui la necessità di avere un logo ad oggi che rispecchiasse quella che è anche l'associazione, nata appunto un anno fa. Quindi si è partiti dal vecchio logo, non lo si voleva stravolgere perché comunque era un logo riconosciuto e riconoscibile, ma lo si voleva adattare. Quindi abbiamo fatto uno studio dove ci siamo appoggiati ed è stato realizzato da Dario Montanaro, che è un grafico e visual designer, che partendo da quello che vogliamo comunicare, quindi il concetto di rete, di via, di viaggio, ha modificato e ha strutturato il nuovo logo con delle forme più morbide che quindi richiamassero l'idea di un percorso e di un viaggio. Da qui, come potete vedere in basso a destra, abbiamo il rebranding del logo, quindi il nostro nuovo logo, che si caratterizza da 3 colori principali che riassumono il campo di Via Serenissima, quindi abbiamo il rosso che rappresenta la conoscenza, la parte scientifica, la cultura, il blu che invece va a Marzia, scusami, non vediamo le diapositive però del logo, eh? Non vedete in basso No, il rebrand? no, Brava che me l'hai detto. Ora lo vedete? no. Aspetta, riprovo.
È bloccata sulla prima diapositiva. Ah, Sulla quindi prima slide. non avete visto niente di quello che ho detto? No, è bloccata sulla prima slide. Allora, aspettate che riprovo a condividere. Ricondivido di nuovo. Vedete qualcosa ora? Adesso sì. Definire Ok. la strategia. Ascolto, analisi, strategia e misurazione. Sì, questa l'avevate vista come slide? No, Ah, ok. però ti abbiamo ascoltato, vai avanti. Ok, quindi questi sono gli step della strategia. Gli obiettivi adesso li vedete? Sì, Ok, va bene. Ok, ero qua al rebranding del logo. Quindi possiamo vedere in alto a sinistra il vecchio logo, in mezzo lo studio del rebranding del logo e in basso a destra il nostro nuovo logo. Quindi come vi dicevo abbiamo 3 colori che rispecchiano quello che è Via Querenissima, il rosso la parte scientifica, di conoscenza, di ricerca, il blu la parte del mare, del rapporto, delle pratiche della pesca, del rapporto tra il territorio e il porto, e il verde invece la sostenibilità, il clima, che sintetizzano quello che è l'associazione. In realtà poi abbiamo realizzato diverse declinazioni del logo, quindi in base alla specifica attività il logo può essere declinato solo in rosso, in blu o in verde. Infatti stiamo proprio lavorando a un brand manual poi da inviare sia al comitato scientifico che ai membri dell'associazione su come utilizzare le varie versioni del logo. Vedete adesso l'altra slide? no, Nicoletta? no, No, non si è vede. ferma sul rebranding del logo. Devi... Non so perché. Vedete qualcosa ora? Siamo sempre Sempre fermi sul rebranding. rebranding del logo, Marta. Mm. È un problema di WebEx. Allora, ci riprovo. Se no, continuo senza slide. Vedete ora? Sì, condurre una SWOT analysis. Ok, Va quindi bene? sì, è giusto. Quindi la seconda fase, dopo la prima fase di ascolto e degli obiettivi, è la fase di analisi. Quindi per analizzare la situazione da cui partiva la Via Querenissima quando appunto sono arrivata, abbiamo effettuato una SWOT analysis che magari voi conoscete già per dei progetti universitari, quindi un modello che di solito viene utilizzato spesso, dove quindi abbiamo analizzato i punti di forza, quindi strengths, quindi quali sono i punti di forza di Via Querenissima, i suoi valori, il fatto appunto, non ve li ripeto perché già Stefano ve li ha elencati, il fatto che è un itinerario che collega il nord e sud Europa, rispecchia i valori europei, ha grandi possibilità di sviluppo a livello economico, sociale e territoriale. I punti di debolezza, che in realtà però devono essere considerati come punti di partenza, che possono essere che comunque l'associazione in questo momento è in fase di sviluppo, le opportunità che derivano dai punti di forza e i punti di debolezza, quindi cosa possiamo fare, come possiamo migliorare, e le minacce, quindi le minacce però intese, minacce esterne che sono dipendenti da quello che noi possiamo fare. Quindi questo modello è utile per avere una situazione chiara e poter poi elaborare la strategia. Ora immagino che voi non vedete la prossima slide. Non No, vediate la prossima? No. è sempre su SWOT analysis. No, non la vediamo. Allora, provo a fare un ultimo tentativo, se no Nicoletta continuo senza slide, cosa dici? Va bene? Allora. Ok. Ora vedete la comunicazione offline? Sì, sì. Ok. Quindi, andando a definire la nostra strategia, si suddivide principalmente in comunicazione offline e comunicazione online. Per quanto riguarda la comunicazione offline, abbiamo lavorato a dei pannelli, io ve ne ho messo qua uno, che abbiamo realizzato 3 pannelli che potessero sintetizzare
Che cos'è Via Querenissima? Un roll-up alla mia sinistra e dei gagliardetti che con ancora il vecchio logo per un evento di cui Via Querenissima che ha supportato con grande entusiasmo, che è l'Orienteering Championship, che hanno percorso la via Querenissima, e quindi abbiamo realizzato questi gagliardetti. Stiamo lavorando in questo momento a delle brochure, spillette e vetrofanie da distribuire ai Paesi membri. Questo è importante perché sicuramente la comunicazione online, scusate, ci permette di raggiungere un pubblico più ampio, però la comunicazione offline, come in questo caso, ci permette di essere riconoscibili in un punto fisico. Dopodiché abbiamo la comunicazione online, quindi abbiamo deciso quali canali di comunicazione usare. Adesso non so se voi in questo momento lo state visionando, comunque ve la Sì, la racconto. la vediamo. Ok, ottimo. Quindi noi abbiamo scelto di essere visibili con diversi canali, quindi avere una comunicazione di base, però attuarla attraverso una comunicazione multicanale che ci permette di comunicare in maniera diversa in base al canale che decidiamo di utilizzare, avere un messaggio diverso e raggiungere pubblici diversi. Abbiamo una newsletter che vi invito, se volete, ad iscrivervi, dove ogni mese noi pubblichiamo delle notizie rilevanti sia per l'associazione ma anche per tutto quello che concerne Via Querenissima per il riguardo al suo vasto patrimonio culturale, che mandiamo appunto la newsletter mensilmente. Poi siamo presenti su Instagram e Facebook, dove ogni mese viene realizzato un calendario editoriale con i contenuti, di modo tale da avere una comunicazione che sia pianificata e che rispecchi tutti quei valori e tutti quei campi di riferimento in cui Via Querenissima opera. In programma c'è anche di aprire un canale in LinkedIn per sviluppare la parte B2B, quindi la parte di collaborazione con altre aziende o comunque imprese. E poi abbiamo il sito web che in questo momento, per quanto concerne la veste grafica, è ancora un attimo in fase di implementazione, però sicuramente è utile anche per i vostri progetti, potete trovare tantissime informazioni. Abbiamo una parte dedicata al patrimonio letterario di Pietro Querini, degli itinerari che si snodano tra Italia, Svezia, Norvegia e Grecia e Spagna. Come è composta l'associazione, quindi i membri dell'associazione e i membri del comitato scientifico, quindi sicuramente sul sito trovate tantissime informazioni. Io vi ringrazio per avermi ascoltata, in basso trovate la mia mail, mi potete contattare e in realtà se avete adesso delle domande sarò felice di rispondervi. Grazie. Grazie Marzia. Avete delle domande da fare a Marzia, se volete, visto che si è resa disponibile? Va bene. Allora adesso vi presento invece la responsabile della Proloco di Sandrigo, Erika Piccolotto, che è venuta qua in presenza e che ci parlerà appunto della festa del baccalà realizzata nel comune di Sandrigo, e quindi anche un chiaro esempio di come l'itinerario culturale si relaziona con i territori dell'itinerario stesso. Buongiorno, sono Erika, responsabile della Proloco di Sandrigo. Allora, sono Erika, responsabile della Proloco di Sandrigo. Sono qui con Martina, una nostra collaboratrice, e Leonardo, che è un studente universitario in comunicazione e marketing e fa servizio civile presso la Proloco. Chiedo innanzitutto se tutti sapete che cos'è una Proloco. Allora, le Proloco, innanzitutto la prima Proloco è nata alla fine del 1800, quindi a Pieve Tesino, ha festeggiato un paio d'anni fa i 130 anni della fondazione, quindi sono enti veramente molto molto antichi.
Sono quegli enti no profit che soprattutto nei comuni piccoli, dove non c'è un ufficio cultura, dove non c'è un ufficio di promozione turistica, svolgono quella che è la promozione del territorio della gastronomia locale al posto appunto del comune. Sono enti privati, ora sono enti del terzo settore, e nel nostro caso, quindi a Sandrigo, la Proloco compie tra un mese 70 anni. È nata da un avvocato che aveva la passione della gastronomia e ha fondato anche l'UNPLI, che poi è l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia nel 62, che ha sede attualmente a Roma. Quindi le Proloco hanno poi una struttura piramidale. Nel nostro caso, quindi a Sandrigo, la Proloco svolge tutte quelle attività che sono di promozione del nostro territorio, legate in particolare al baccalà alla vicentina. Perché il baccalà? Perché è un piatto che negli anni '80 stava avendo una recessione nelle cucine vicentine. Quindi l'avvocato, con la passione della gastronomia, assieme ad altri cultori della gastronomia veneta, si è inventato la confraternita del baccalà. Non so se qualcuno ne ha mai sentito parlare o la conosce. È nata nel 1987 e 2 anni dopo nasce la festa del baccalà, quindi la festa, diciamo, che promuove il piatto tipico per eccellenza vicentina, un piatto che è diventato soprattutto famoso nelle cucine venete e vicentine durante il Concilio di Trento, quando la Chiesa ha imposto il periodo di magro. Allora, la festa nasce appunto nell'89, possiamo vedere magari delle immagini questa è la prima edizione della festa, quindi pensate addirittura che appunto nell'89 non c'erano nemmeno i mezzi di comunicazione che ci sono oggi. Sandrigo fa 8.000 abitanti più o meno, già nella prima edizione hanno partecipato alla festa 15.000 persone. Qual è stata un po' l'intuizione che ha avuto l'avvocato Benettazzo per promuovere questa festa e farla diventare sicuramente una delle più conosciute d'Italia? Ha instaurato fin dalla prima edizione rapporti soprattutto commerciali con la Norvegia, perché lo stoccafisso ovviamente proviene dalle isole Lofoten. Quindi l'aver comunque fin da subito deciso di collaborare e pian piano istituire anche un gemellaggio con l'isola di Røst ha permesso di avere ogni anno a Sandrigo autorità norvegesi, come diceva prima il dottor Franzina. Da noi arrivano ambasciatori, arrivano ministri della pesca, arrivano anche sindaci o presidenti appunto del Nordland e ogni 2 anni si tengono le giornate italo-norvegesi, quindi arrivano gli studenti tutti, quelli che ci sono dell'isola di Røst, sono circa una quindicina di ragazzi che fanno una settimana in occasione della festa del baccalà e vengono appunto da noi e vengono accompagnati in una serie di attività durante i giorni della festa per conoscere quella che è la nostra tradizione e la nostra cultura. Nel 2002 viene ufficializzato il gemellaggio con l'isola di Røst. L'anno scorso sono stati festeggiati i 20 anni della costituzione del gemellaggio e ci sono stati anche vari viaggi di istruzione e scambi culturali che sono stati fatti anche con ragazzi italiani e studenti italiani che sono appunto potuti andare a visitare Røst e le Lofoten. Via Querinissima nasce dall'unione del nome Pietro Querini e Serenissima Repubblica di Venezia. Il primo che ha avuto l'intuizione di fare il viaggio, diciamo, in barca a vela che ripercorre la rotta di Pietro Querini è stato un membro della confraternita del Baccalà nel 2007. Ha noleggiato una barca a vela e con un equipaggio e un carico di vino non Malvasia ma Vespaiolo, perché è il vino tipico di Breganze, della zona quindi del territorio vicentino, ha ripercorso fedelmente la rotta che ha percorso Querini. In ogni punto, diciamo, che
ha attraccato. Sono stati consegnati ovviamente degli omaggi, si è presentato il progetto, quindi la confraternita del baccalà, si è parlato di San Rigo, della festa del baccalà, e nel 2012, in occasione poi del 25ennale di fondazione della confraternita, è stato deciso di ripercorrere anche il viaggio di ritorno di Pietro Querini. È stata noleggiata una 500 gialla, Querini torna con mezzi di trasporto, diciamo via terra, a piedi, appunto cavalli eccetera. Sarebbe stato un po' lunga la rotta da percorrere in quel modo, quindi è stata scelta una Fiat 500 gialla, che è il colore poi della, questa che vedete, che è il colore poi della polenta, e è stato caricato appunto nel retro gli stoccafissi secchi, che sono un po' il simbolo del viaggio di ritorno di Querini. Farei partire un breve video per raccontarvi leggermente quello che convoglia attorno alla festa del baccalà, che sono 2 settimane di eventi, e la promozione di questo piatto in realtà per noi è tutto l'anno. Perché si parla di baccalà alla vicentina in moltissime attività. Adesso per esempio in questa settimana c'è la settimana di San Martino, che da 15 anni è anche la settimana del baccalà. Vengono realizzate durante l'anno varie conferenze sul tema, proprio per poi convogliare a settembre in quello che è la festa del baccalà. Giusto per darvi 2 numeri, prima del Covid, si sente? Prima del Covid, nell'edizione 2019, siamo arrivati a circa 50.000 presenze. Nei 2 anni del Covid non ci siamo fermati, abbiamo comunque fatto la festa del baccalà, cambiando ovviamente tutto quello che era l'organizzazione e la gestione dell'evento solo su prenotazione. E nel 2023, quindi quest'anno, abbiamo raggiunto le 40.000 presenze, quindi il trend è comunque in crescita. L'impatto nel territorio, capite che in un comune di 8.000 abitanti che per 2 settimane ha circa 50.000 persone che diciamo passano per San Rigo in qualche modo solo perché magari vengono a comprare il baccalà per l'asporto, chi viene per magari partecipare a qualche evento collaterale, chi viene per mangiarlo, ha chiaramente un impatto economico importante sul territorio. Quindi San Rigo vive principalmente, insomma, non solo a settembre ma anche tutto l'anno di baccalà, perché negli anni ovviamente si sono sviluppati una serie di ristoranti che propongono chiaramente nel menù il baccalà alla vicentina, e quindi durante tutto l'anno ci sono comunque gruppi di turisti anche che vengono da fuori regione, che vengono a San Rigo per mangiare il baccalà alla vicentina. Non abbiamo, la festa non è un evento locale, ma appunto è un evento a livello nazionale e anche internazionale. Infatti ogni anno arrivano turisti anche da Spagna, da Francia, da Inghilterra, dalla Germania e soprattutto ovviamente dalla Norvegia.
Per il 2024 pensate che Sandrigo e la festa del baccalà è stata inserita in uno dei pacchetti turistici di un grosso tour operator norvegese, quindi per far capire che l'importanza di questo evento a livello ormai europeo, grazie anche a Via Querenissima, di cui siamo soci fondatori, permette chiaramente un impatto economico di rilievo sul territorio. Passo la parola a Martina che vi dà anche 2 dati. Allora sì, buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Martina Panzolato, sono dottoressa in relazioni internazionali e sono molto contenta di poter oggi parlare della festa del baccalà nella mia Sandrigo, perché appunto io sono sandricense, ma è stato poi grazie alla festa del baccalà che ho davvero iniziato i miei interessi in campo internazionale e poi insomma vivendo e lavorando per diversi anni a Bruxelles. Dico questo perché effettivamente la festa del baccalà è un evento che entra non solo nelle cucine ma nelle vite davvero di tutti noi del paese, ma anche dei comuni limitrofi, proprio perché in queste 2 settimane in particolare le vie sono tapezzate di queste bandiere norvegesi, ci sono ospiti illustri, si tengono diverse conferenze e incontri che ti permettono di avere un'apertura di visuale su quello che è fuori dalla regione, fuori onestamente anche dai confini nazionali. L'installazione, se vogliamo, come dire, banale, però immaginatevi a livello di impatto comunicativo, no? Di questi pannelli con la vista non soltanto degli stoccafissi appesi, ma delle Lofoten e di quei meravigliosi paesaggi, danno idea che i confini si possono superare e in effetti noi di Sandrigo appunto cresciamo con questi itinerari in mente e con questi scorci. L'elemento di internazionalità è effettivamente quello che ha caratterizzato la festa del baccalà. Non ci sono ad oggi altre feste del baccalà, che è uno dei piatti di pesce più comuni a livello italiano, perché sappiamo che da nord a sud viene cotto in diverse modalità. Noi a Vicenza appunto abbiamo la cottura con olio e latte, ma più scendiamo, più l'olio la fa da padrone, poi combinandosi al pomodoro e alle diverse poi, ai diversi ingredienti, no, più mediterranei, quindi capperi e olive. Non c'è però attualmente una festa che riporti così forte il legame con l'estero. Noi ecco, abbiamo anche la fortuna di avere uno stoccafisso con marchio IGP, quindi è l'unico tracciabile e totalmente sostenibile, anche proprio perché, come veniva ricordato prima, è forte la sensibilità dei popoli che da sempre hanno basato non solo la loro economia, ma proprio la loro sussistenza sulla pesca. Quindi il riguardo, l'attenzione ai mezzi per la pesca e alle quantità, visto che è in attivo una quota nei quantitativi appunto pescabili, è un motivo di orgoglio perché ci rassicura rispetto al poter portare avanti una tradizione che impatta positivamente, ma che non vada a minare quelle che sono appunto le risorse a livello ambientale e naturalistico. Giusto un excursus appunto che già Erika ha percorso rispetto all'evoluzione della festa in termini di internazionalità, è presente appunto in questa slide. Nel 2002 è stato ufficializzato il gemellaggio, io mi ricordo appunto nel 2005-2006 ero una ragazzina insomma che frequentava le medie e ci sono stati questi scambi con pari, quindi questi peers exchanges con studenti di Røst e delle Lofoten. E da allora queste giornate norvegesi in cui delegazioni venivano ad apprendere come
viene appunto consumato, cotto e consumato il baccalà da noi, mentre loro sicuramente appunto hanno tradizioni diverse. Nel frattempo, 2007, il viaggio appunto in barca a vela, nel 2010 infratanto l'Ecofir, quindi un organo internazionale indipendente, riconosce il baccalà alla Vicentina come uno fra le 5 pietanze tradizionali, culturali, gastronomiche italiane. Quindi, come dire, gli dà quel cappello ad un evento che fino ad allora stava aumentando di dimensioni, ma aveva sempre un connotato piuttosto locale. 2012 via Querenissima by land, quindi come avete visto la 500 che scorrazzava per le strade europee e poi tornava indietro, chiaramente appunto con i moderni mezzi, ma impersonificando quello che era il tragitto. E poi nel 2023 l'itinerario appunto via Querenissima, che viene ripercorso grazie all'evento appunto di orienteering europeo, e quindi un altro marchio, e appena dopo la costituzione dell'Associazione Culturale Internazionale, questo press tour che speriamo appunto, no, nelle migliori speranze, serva a dare voce a tutti quelli che sono gli sforzi comuni e condivisi, perché un elemento già sottolineato prima di me è che la volontà di essere itinerario culturale europeo porta con sé la volontà prima di tutto di conoscere e condividere un bacino non solo informativo ma davvero di cultura e di tradizione. E questo humus appunto di base europeo è effettivamente un dono che deve essere prima di tutto mi viene un verbo che non mi piace, ma sentito, mettiamo così, dalle persone che in questo itinerario di questo itinerario fanno parte. E poi solo se, e quindi anche questo è un po' il mio food for thoughts per voi oggi e per la finalità del vostro corso di laurea. Se non siamo noi i primi a sentirci portatori e portatrici di quello che è il nostro bagaglio culturale, che passa anche attraverso il turismo, ma che lo vede, secondo il mio punto di vista, come una finalità. È un mezzo, ma può essere un fine. Non può essere soltanto come dire, la ciliegina di cui ci fregiamo senza esserne un po' vassalli, valvassini, valvassori. Cioè dobbiamo avere anche noi la bandiera appresso, dobbiamo essere prima di tutto consci e consce di quello che è il patrimonio territoriale che viviamo. E quindi ecco, io spero solo che vi appassionate a quello che avete intorno, perché non c'è altro mezzo secondo me per essere appunto dei buoni portatori sani di cultura e di tradizioni. Per questo volevamo invitare Leonardo, è un vostro coetaneo, a raccontarci brevemente la sua esperienza di questi mesi da noi. Allora, salve a tutti, io sono Leonardo Stefani e sono uno studente al terzo anno del corso di laurea in comunicazione dell'Università di Padova. Sono presso la Proloco di Sandrigo appunto operatore volontario di servizio civile. Adesso non so se sappiate un po' cos'è servizio civile, comunque nasce nel secondo dopoguerra come alternativa alla leva militare e si evolve nel tempo fino a diventare quello che è oggi una forma di volontariato nel territorio italiano e non, perché attualmente anche europeo. Io appunto ho iniziato all'inizio dell'estate presso la Proloco di Sandrigo e quindi ho potuto prendere parte a tutta quella che è la sfera organizzativa che precede la festa, ma soprattutto che prende parte durante lo svolgimento della festa. Ho avuto la possibilità di
partecipare all'organizzazione e allo svolgimento di tutte quelle iniziative che avete visto prima nel video, quindi da Bacco e Baccalà, che è una degustazione di vini abbinati al baccalà, fino a tutto lo svolgimento della festa. Essere operatori di servizio civile da questo punto di vista trovo che sia veramente fondamentale per chi intraprende un corso di studi che ha lo scopo di andare a valorizzare da un certo punto di vista il proprio territorio, perché dà la possibilità di innanzitutto entrare a far parte di questo territorio, quindi capire quali sono le sue caratteristiche, le sue peculiarità, e soprattutto andare a valorizzarle facendo sia un'esperienza personale da questo punto di vista, sia quella che può essere vista come una prima esperienza lavorativa nel settore, che sicuramente può essere d'aiuto. Ecco, io durante la festa ho svolto veramente diverse mansioni, dalla gestione dei social network della Proloco, comunque della festa, fino a entrare direttamente in contatto con le persone, quindi da svolgere da piccolo infopoint, se così vogliamo dire, per tutti quei turisti veneti, italiani e internazionali che arrivavano durante la festa. Ecco, così ho avuto la possibilità di svolgere di svolgere queste varie mansioni che normalmente non avrei mai svolto, anche perché il mio corso di studi è un po' differente da questo, però devo dire che mi ha molto arricchito e mi ha molto aiutato. Quindi ecco, sono qui a raccontarvi quella che è la mia storia da questo punto di vista, ma soprattutto a proporvi, tra virgolette, quello che è servizio civile da questo punto di vista, perché veramente vi dà questa possibilità di svolgere qualcosa per il vostro territorio, ma anche di avere qualcosa per voi. Ecco, grazie. Adesso una pausa di 10 minuti, ve l'ho accorciata perché abbiamo poco tempo, e poi riprendiamo alle 12:10.
Già rosso. Ecco qua, adesso è verde, perfetto. Buongiorno, riprendiamo i lavori. Dovrebbe essere collegato con noi Sebastian Valverde, direttore dell'associazione de Conselhos do Caminho de Ria de Muros Noia, che è l'itinerario culturale del Cammino di Santiago di Compostela per la tratta Muros Noia, che, come vi diceva prima il capo ufficio stampa del Consiglio regionale Antonio Franzina, è quella tratta percorsa da Pietro Querini e che lui descrive nel suo diario. Questa associazione è parte dell'associazione di Via Querenissima e quindi dell'itinerario culturale anche di Via Querenissima. Buongiorno Sebastian. A te la parola. Buongiorno. Can you hear me? Sì, ti sentiamo bene. Ok. Okay. Which language do you prefer to speak? Spanish or English? Spagnolo e inglese. Se volete spagnolo, Chiara puoi tradurre? No, preferiamo in inglese. Allora, English. English. Then I need to read, okay, with my very bad pronunciation, but I hope you can understand what I say, okay? I'm going to try to share the screen. A moment, please. Have a little problem with the, oh, okay, here I see it. I'm going to, can you see the screen? Yes. Okay. Okay, thank you very much. Then, my name is Sebastian Valverde. I'm the coordinator of an association of municipalities. Non ti sentiamo. Sebastian? Abbiamo perso il collegamento. Hello. Ok? Hello. Can you hear me? Yes. Now, yes. Sebastian, Yes. tu mi Hello? senti? Hello. Non ci senti? Ma noi ti sentiamo. Hello. No. And now? Sì? Ci senti? No. I can hear you perfectly, but you don't hear me? Yes, we hear you. Yeah, perhaps the problem is when I share this screen. No. Perhaps this is the problem. I'm going to try again, okay? Ok. Okay. Can you hear me now? Sì, ok. Municipalities located in the northwest of Spain, okay?
These municipalities are Muros, Outes, Porto do Som, Noia, Lousame, Rois, Briom, and Santiago de Compostela, okay? In the region of Galicia. The reason why these 9 municipalities are integrated in an association is the same reason why I'm here today. Because in October 1431, a certain Pietro Querini, you know him, no? made a pilgrimage through these territories to reach the tomb of the Apostle Santiago in Santiago de Compostela. But our organization is called the Association of Municipalities of the Way of St. James, because although the Querenissima is a defining fact of our way of St. James, we must contextualize it in a process of social, historical, and cultural vindication of great relevance in the region of Galicia and the rest of Spain, which is that of the Jacobean identities, okay, related with the pilgrimages to Santiago de Compostela. We have to understand the discovery and popularization of the historical figure and defeat of Pietro Querini in a panorama of vindication and concurrence, okay, of numerous territories to discover their historical and cultural links with the Jacobean phenomenon, okay? In other words, the recovery of the memory of the Querenissima in Galicia arises from the opportunity to serve the Jacobean cause. In this case, of our estuary, okay? The way of our estuary to Santiago, okay? The history of our way to Santiago have an uncertain origin, but the inaugural act of the same, is framed to the Second Crusade. Specifically in the year 1147, when the main squadron of ships chartered by the nobles of the European Atlantic coast set sail for the Holy Land after garnering in the English port of Dartmouth. The first port of call was the Ria de Muros Noia, and we know that ex-Inc Port Tambre de Venemus. They arrived at the port of the Tambre River, Noia. Today is Noia. And on the eve of Pentecost, they arrived at the Church of Blessed St. James. This evidence of our first pilgrimage to the tomb of the Apostle St. James from a town in the estuary of Muros Noia, and therefore a first starting point for our way to Santiago. Okay, this act of the Second Crusade is the beginning of our way to Santiago. Okay, and the first point of pilgrimage from our estuary to Santiago then is the town of Noia, how you see here in the screen. Okay. In addition to all the relevant historical events, such as the foundation of the town of Noia with the royal intention to restoring the apostolic port, or the letter from the Emperor Charles V, the most powerful man in the world at that time, to the governor of Galicia, urging him to free pilgrims in the port of Muros, another important place for the Querenissima, so that they could complete the pilgrimage to Compostela. Another event of great importance to us took place. In October 1431, a Venetian navigator arrived at the port of Muros, and from there, with part of his crew, they set out on what for us is the most decisive pilgrimage in the process of reconstructing the Jacobean identity of our territory. Pietro Querini's pilgrimage from Muros to Santiago determines 3 fundamental facts of our way.
the starting point, the distance, and the route. Okay, come on to see these facts. The first, the starting point. In the Middle Age, the town of Muros, okay, you can see here in the screen, had only one entrance from the sea. This is presumably the point through which Corini and the rest of the pilgrims entered the town. Today, the point where the Puerta del Mar, the door of the sea, was located is the starting point of the pilgrim's way to Santiago. Is the point where Corini arrives to the town, the village of Muros, and is the starting point of our way to Santiago. Second fact, the distance. We have no documented pilgrimages from our story to Santiago from a more distant point. So Pietro Corini's pilgrimage also established the maximum distance of our way to Santiago de Compostela. And among them, Peter also started to our way to, okay. Can you see the distance from Muros, the place where Corini arrived in our story to Santiago de Compostela is 73 kilometers, okay? And the third fact is the route, okay? You can see here the route from Muros to Santiago. In 2017, our association defines research as one of the strategic priorities with two basic lines: the historicity and the reconstruction of the way that pilgrims made from Muros to Santiago de Compostela. Nowadays, we can affirm with a minimum margin of error that we know the almost exact route of Pietro Corini's itinerary between Muros and Santiago. It was defined by a team of archaeologists, historians, town planners, and architects who, after 3 years of research into the territory, have provided us with a well-founded proposal of the historical route of the way that linked Muros to Santiago during the late Middle Age and the Modern Age. Okay? At this point, I would like to show you a fragment of the documentary produced by our association, where part of the methodology of this work is shown. I hope you can see and hear this frame of the documentary, okay? Fotografía sobre todo aérea, que tamén é histórica, non? Como os vós que fixeron os americanos tanto en 1945 como en 56 e 57 de toda a península e que recolleron como sería o territorio nesos momentos e que nos dan unha información fundamental porque vemos os camiños como serían pues, nun momento que non se fixo tanta industrialización como temos hoxe, non? Cando facemos o estudio do territorio, prácticamente partimos como podemos facelo de ir quitando capas como unha cebola, capas de as máis modernas son están en río, e sabemos cales son, porque se construíron fai pues, unhas décadas, autopistas, viales, tal, e xa vamos, nos va quedando un pouco máis desnuda, non? Esa topografía. E ao final, aínda que en estes últimos séculos mudou moito o territorio, pero hasta o século hasta a Idade Media había 2 ou 3 camiños, tampouco había. Okay. Finally, I would like to highlight the maritime character of our way, which is not born in Muros nor in Noia, but in places as far away as Venice, Dartmouth, Crete, and dozens of European ports in the Atlantic, the Mediterranean, and the North Sea. I showed you another fragment of the same documentary.
singularidade deste camiño é que é un camiño marítimo, que non comeza nos portos de Muros e Noia, sino que ven de ultramar. A ría de Muros e Noia delimita a navegación entre as rías altas e as rías baixas. Porto do Son está situado un dos xacementos máis antigos simbólicos do mundo castrexo, que é o Castro de Baroña. E enfrente está Montelobo. Esos dous iconos, digamos, da ría de Muros Noia, se marca a entrada á ría. The Forbidden Way is the title of this documentary, okay? And now I'm showing you the last fragment. Transporte marítimo a través de mares e océanos o principal da época contemporánea e en épocas pasadas foi fundamental, sobre todo relacionado co tránsito de persoas e mercadorías pesadas. E era un comercio principalmente basado na cabotaxe, é dicir, que se pudera ver a línea de costa ou ter un contacto para non perderse. Estamos a falar dun camiño de peregrinación que se integra dentro dos circuitos comerciais da Europa Atlántica en época medieval e moderna. Estas rutas comerciais eran aproveitadas polos peregrinos de toda a Europa para chegar a Compostela. Okay. The way Ria de Muros Noia was born from the sea, where hundreds, perhaps thousands of sailors, merchants, warriors, or the pilgrims, navigators for centuries forged their identity. But very few left a mark and memory of their wanderings through our land. The most famous and one to whom we are most indebted, a Venetian called Pietro Querini. Then, thank you very, very much. I hope you can hear me. I don't know if... Hello, I can see you now. Hi, Nicoletta. Thank you, Sebastian. Everything okay? Adesso è andato via. Okay. Thank you very much. Allora, abbiamo collegato anche Emanuela Panche. Comunque vi condividerò le slide e gli interventi e anche i video dell'intervento di Sebastian Valverde. Non so se sia collegata Emanuela Panche dell'itinerario culturale di Tervitis. È già collegata? No, era in volo. Però dovrebbe esserci la dottoressa Eleonora Berti. Sì, ci sono, Ecco. però non riesco ad attivare la mia videocamera. Fantastico. Oggi è un disastro con le videocamere e con le slide. Però l'audio, posso dire, è squillante e perfetto. Quindi... Benissimo, allora non so se c'è modo di far partire la videocamera, altrimenti... Noi possiamo intervenire nella videocamera? No? Bene, Perfetto. perfetto, mi sembra fantastico, però vediamo, utilizzare la fotocamera consentito, per cui io posso, però non riesco ad attivarla. Vediamo. Posso forse condividere direttamente i video allora, Ecco. cioè le slide. Io parlo così, tipo voce fuori Con campo. voce fuori campo, vediamo che hai condiviso, ma non vediamo i contenuti. No, non ho condiviso niente in ok. realtà. Sono ok. io senza faccia. Ok. Comunque, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Mi dispiace appunto per questo piccolo problema tecnico.
Mi fa molto piacere essere con voi virtualmente, solo con la voce, in questo momento, e mi auguro e sono sicura anzi che gli interventi che ci sono stati fino adesso siano di grande ispirazione per il vostro corso di studi e in particolare questo corso che state seguendo. Già negli anni scorsi ho avuto l'opportunità di parlare di itinerari culturali del Consiglio d'Europa durante i corsi della professoressa Rabbiosi. Io sono Eleonora Berti, appunto mi dispiace non potermi presentare di viso, ma ho lavorato per 11 anni a Lussemburgo per il programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa. Ecco, allora condivido anche lo schermo, così quantomeno non vedete me, ma vedete almeno la presentazione, vedete un po' di immagini. Allora, un attimo. Allora. Scusatemi, no, veramente non... Spero almeno di poter condividere lo schermo. Scusate un attimo, condivido la presentazione. Allora, vediamo un po'. Non capisco come mai... Ok, vediamo un po'. Non capisco cosa stai facendo, però. Riuscite a vedere qualcosa? No, no. Dovresti trovare in basso condividi, Leonora. In basso Vedi, ci dovrebbe essere un'icona con su scritto condividi. La vedi? Hai avviato la condivisione, pare. Vediamo. Condividendo che... Ok, perfetto. Dobbiamo eliminare no, Sebastian. Stava chiedendo tutto... No, Marzia, adesso vediamo Marzia. Non capisco perché fa condividere la... Tra l'altro mi tiene la mano alzata e non capisco come mai. Posso inviarlo se no a voi? Perché... No, non lo possiamo condividerlo noi. Allora ce l'ho, aspetta. Ok, aspetta un attimo. Eccolo, ce l'ho fatta. Incredibile ma vero. Benissimo. No, fatemi sapere se noi non ti vediamo. Noi non ti vediamo comunque. Eccoti qua, perfetto. Ok. Vedete la condivisione? Sì, fermati così, comunque qualcosa vediamo, fermati. Devi cambiare solo la modalità di visualizzazione e togliere il pannello dei commenti delle slide. Però se non ce la fai vai così. Vediamo subito. Allora, un attimo. Non mi ricordo quale F è per mettere a schermo intero. Se ce la facciamo adesso. Beh, sposta la barra per fare più piccoli commenti. Va bene così.
Va benissimo così. Va bene? Non muoverti oltre, sì. Ok. Una Direi carica. che andiamo così, visto che già vediamo, non... Ecco, forse è questo. Vediamo. Ma direi che... Eccoci, ci siamo. Vediamo un po'. Bene? Dovrebbe essere passato a schermo intero. No, hai tolto tutto. Abbiamo rivisto Sebastian in primo piano. Vedete? No, era meglio prima. Non si vede niente, Eleonora. Ci siete? No. Mi sentite? Ti sentiamo molto bene, ma non vediamo le slide. Mi sentite? Sì, Eleonora, noi ti sentiamo, ma non vediamo le slide. Sentite? Non sente lei. Mi sentite? Noi sì. Eleonora. Pronto Nicoletta, mi sentite? Perché io non sento più niente. Sì, tu mi senti, Leonora? Ah, ok. Allora, Ma le ti sentono? Ti sentono? perché io non vi sentivo benissimo. Allora riparto con le slide e inizio la presentazione. Allora, spero che mi sentiate. Dunque, dicevo che appunto già sono intervenuta nel corso della professoressa Rabbiosi negli anni scorsi per presentare gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa. Si parla spesso di itinerari europei, Consiglio europeo. In questo caso si parla appunto di un programma che è stato creato nel 1987, quindi già ormai molti anni fa, e che è nato in seno al Consiglio d'Europa, la più anziana istituzione europea creata proprio nella seconda guerra, organizzazione che dal stati membri, sapendo che la Federazione Russa è stata sospesa 2 anni fa dopo l'evento in Ucraina, quindi prima aveva una geografia ancora più vasta perché arrivava con la Federazione Russa fino all'Oceano Pacifico. Ad oggi appunto sono 47, dalla Groenlandia fino alla Turchia, e questi paesi hanno firmato per essere parte di questa organizzazione la Carta Europea dei Diritti Umani. In seno a questa organizzazione vengono preparate convenzioni, raccomandazioni agli Stati membri e anche programmi operativi, il più conosciuto dei quali, anche il più, come dire, bottom up dei quali è proprio il programma degli itinerari culturali. Il Consiglio d'Europa ci dà una definizione che già è stata evocata e che già abbiamo compreso stamattina con la presentazione, le varie presentazioni delle attività e delle azioni da parte di vari membri di Via Querenissima. Gli itinerari culturali sono un progetto culturale di scambio educativo, di patrimonio culturale e turismo, e sono tutti un progetto di cooperazione fra più paesi. Il minimo per essere riconosciuti come itinerario culturale è federare 3 paesi del Consiglio d'Europa, perché altrimenti si parla di programmi bilaterali. I criteri di certificazione sono che già riconosciati, sono innanzitutto avere un tema europeo, ovvero condiviso da almeno 3 Stati membri del Consiglio d'Europa, e di perseguire 5 diversi ambiti di azione come rete europea strutturata. Nel caso di Via Querenissima
Si tratta di un'associazione con sede legale in Italia, ma che appunto è aperta a membri di altri paesi, e abbiamo appunto capito bene quali sono i paesi che fanno parte del Serenissima in particolare. Questa è una struttura tipica per essere certificati e riconosciuti dal Consiglio d'Europa come itinerario culturale. Gli ambiti di azione previsti dal Consiglio d'Europa sono quelli della ricerca, infatti Via Querenissima, che appunto ha presentato il dossier per essere riconosciuto come itinerario, ha un comitato scientifico ben strutturato e ben nutrito, folto di ricercatori ed esperti di vari ambiti, dall'architettura al paesaggio, all'economia, alla sociologia. Si devono promuovere iniziative di interpretazione e narrazione del patrimonio europeo attraverso la tematica della Via Querenissima, e anche in questo caso stamattina avete avuto vari esempi delle azioni che sono già in essere. Si deve promuovere la cittadinanza europea, anche e soprattutto attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni e delle giovani generazioni. Prima una delle rappresentanti della Proloco di Sandrigo parlava di appropriarsi del patrimonio, di vivere il proprio patrimonio, e questo rientra pienamente nella cittadinanza europea e nella consapevolezza di un'identità varia, che è l'identità europea, costituita dall'identità dei vari paesi. Prima anche Marzia Liuzza parlava di come anche il marketing, anche come l'immagine di Via Querenissima debba rispecchiare l'identità di ogni territorio e di ogni paese. Gli itinerari supportano anche nuove economie di scala e uno sviluppo turistico sostenibile. Ho risolto alcune azioni anche di altri itinerari per darvi un'idea di come queste azioni, come queste tematiche vengano attuate nella vita quotidiana degli itinerari. In questo caso un esempio è l'itinerario di Rigo, da 2 anni, che è destinato a Napoleone, l'itinerario delle città napoleoniche, per dare conto della cooperazione fatta su vari temi connessi a Napoleone, che non sono solo le battaglie o il codice civile. Abbiamo deciso di creare delle esposizioni tematiche online con Europeana su vari temi, ultimi fra questo il viaggio delle piante, le spedizioni e la botanica con Napoleone, o l'urbanistica in Napoleone, quindi andando a stimolare il comitato scientifico dell'itinerario a fare ricerche, a divulgare ricerche su temi minori rispetto alla storia napoleonica. Il dialogo interculturale è anch'esso tema di interesse e di sfida anche per gli itinerari, soprattutto in periodi di crisi o difficili come è stato il Covid o come è quello che viviamo. E un esempio di grande interesse è stata la giornata del patrimonio ebraico in Europa, che ha avuto nel 2021 come tema proprio il dialogo fra culture, il dialogo intergenerazionale nei vari paesi in cui si celebra la giornata europea del patrimonio ebraico. Per promuovere la memoria, la storia e il patrimonio europeo, che rientra anch'esso all'interno dei criteri, si usano sempre di più le nuove tecnologie. Quindi qui avete 2 esempi. Il famosissimo esempio di Cluny sulla destra, in cui sono state create delle finestre per rivedere la chiesa di Cluny, la Maior Ecclesia, che è stata smantellata completamente, e quindi riimmergersi attraverso l'uso di tecnologie 3D all'interno della chiesa che fu, e le app che sono sempre più comuni lungo gli itinerari, in questo caso della città di Iena, che fa parte dell'itinerario Destination Napoleon, dove vedete un piccolo Napoleone che appare in 3D nel telefonino di coloro che visitano il campo di battaglia di Iena, e che è lo stesso Napoleone che viene proiettato nel planetarium, lo Zeiss Planetarium, che si trova proprio a Iena, dove viene proiettato ogni fine settimana un film in 3 dimensioni proprio sulla battaglia di Iena,
con Napoleone, che è questo figurino che è protagonista ovviamente del video. E quindi lo stesso Napoleone porta poi il turista e il viaggiatore attraverso il campo di battaglia, scoprendo non soltanto la storia di Napoleone, ma anche tutta una serie di peculiarità naturalistiche, quindi la fauna e la flora del campo di battaglia, che è un grandissimo parco extraurbano. Per quanto riguarda la partecipazione dei giovani, abbiamo avuto anche adesso la testimonianza di come il volontariato europeo e il volontariato anche nazionale possa essere una risorsa anche per avvicinarsi a certe tematiche patrimoniali per i vostri coetanei, per voi, per gli studenti universitari, che comunque sono uno dei pubblici target per gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, e sono anche altre le iniziative che attraverso l'Europa e attraverso i quasi 50 itinerari culturali certificati ad oggi possono essere scoperte proprio dedicate alle giovani generazioni. In questo caso vi presento due esempi. Sapete che fra gli itinerari certificati esiste le vie europee di Mozart, che ripercorrono tutti i viaggi, numerosi viaggi che il giovane Mozart ha effettuato attraverso l'Europa, e proprio seguendo i passi di Mozart è stata organizzata 2 anni fa nei vari luoghi questa bella musica, dove l'ensemble giovanile europeo si è esibito, come questo è un progetto europeo dell'Università Vedete Mozarteum di Salisburgo, e ha in ogni luogo proposto una serie di musiche e di repertorio proprio per divulgare la cultura e la musica di Mozart anche fra i giovani. Un altro progetto, sempre dedicato ai giovani, è la scoperta del patrimonio della rock art, quindi dell'arte rupestre, anche questo itinerario riconosciuto dal Consiglio d'Europa, nelle varie grotte, nei vari musei e nelle varie destinazioni di questo itinerario, dove vengono presentati attraverso disegni dei bambini proprio l'approccio che i bambini hanno a quest'arte primitiva preistorica, che è un patrimonio comune non solo del continente europeo, ma planetario. Quindi ecco, sono attività dedicate ai vari target, che poi funzionano anche come materiale di promozione dell'itinerario stesso, per avvicinare proprio quelle fasce di età. Un altro esempio, invece, sempre da Destination Napoleon, è un Trivial Pursuit che è stato costruito in Portogallo per presentare la storia napoleonica alle scuole e per far sì che l'itinerario aiuti a insegnare quel periodo storico nelle scuole elementari e medie. E quindi una delle attività, proprio parte dell'itinerario, fatta anche insieme all'ente del turismo portoghese nazionale, è stato questo Napoleão Bonaparte, appunto uno strumento didattico per le scuole in loco, ma anche un gioco da tavola che può essere reperito nei vari uffici turistici lungo l'itinerario di Destination Napoleon in Portogallo. Quindi vedete come queste attività da una parte servono per coinvolgere maggiormente e per aumentare la consapevolezza del proprio patrimonio e della propria storia, e al tempo stesso per divulgarla anche al di fuori e per far conoscere a visitatori, a turisti o alla collettività locale in modo ludico la propria storia, rendendo appunto consapevoli del proprio patrimonio. Gli itinerari promuovono anche i prodotti locali. Con Via Querenissima si parla soprattutto di baccalà e poi, anzi, di stoccafisso. Emanuela Panche di Tervitis, dopo di me, parlerà dell'itinerario della Malvasia, un altro prodotto che Querini trasportava nella sua cocca Querina, che poi appunto fece naufragio. Per quanto riguarda Destination Napoleon, abbiamo lavorato, essendo appunto alla Federazione dei Luoghi Napoleonici, con la Fonte Napoleone all'Isola d'Elba, con cui abbiamo
negoziato questa etichetta in occasione del bicentenario della morte di Napoleone nel 2021 e con cui continuiamo a lavorare per dei progetti di promozione locale del territorio elbano e per promuovere questa fonte a cui si dice Napoleone andasse a bere regolarmente durante il suo esilio nell'isola. Altro esempio di promozione dei prodotti locali è la bisaccia del Pellegrino, che è stata elaborata dalla Via Francigena per promuovere i DOP del cammino che si trovano nei territori in prossimità della Via Francigena stessa. La Via Francigena, proprio per promuovere ancora di più questo progetto, ha creato un sito web dedicato ai prodotti tipici. Esiste un disciplinare per cui soltanto certi tipi di prodotti a filiera corta, a chilometro zero, possono essere certificati e possono entrare nella bisaccia del Pellegrino, e ne viene fatta una promozione proprio per far capire che molti prodotti che ancora oggi si trovano nei nostri territori hanno una connessione fortissima con temi culturali e con la nostra storia. Mi è sempre molto caro l'esempio del Ricciarello, essendo io toscana e abitando fra Firenze e Siena. Il Ricciarello senese non potrebbe essere compreso come dolce e non potrebbe essere compreso come patrimonio enogastronomico se non lo si andasse a scomporre nei suoi ingredienti. È fatto di canditi, e i canditi sono tipicamente mediterranei, è fatto con il miele, è fatto con lo zucchero a velo, quindi è un dolce in cui la cultura araba mediterranea si fonde con i prodotti anche locali, e quindi la Via Francigena, che da Roma continuava verso la Puglia e dalla Puglia verso Gerusalemme, sicuramente è stato un tramite per far arrivare anche in Italia e al di là delle Alpi una serie di tradizioni gastronomiche che venivano da più lontano. Questa è anche l'ora di pranzo e è la vetrina dei prodotti della bisaccia del Pellegrino. Vedete che molti di questi sono salumi, sono formaggi, il parmigiano ovviamente è connesso alla Via Francigena, sono prodotti che anche i pellegrini potevano portare in viaggio perché difficilmente deperibili. Quindi ecco che l'attualità dell'enogastronomia si connette alla storia e all'itinerario culturale che promuove i prodotti stessi. Gli itinerari promuovono anche viabilità alternative, spesso si parla di cammini a piedi, si parla appunto del Cammino di Santiago, che fa anche parte della Via Querenissima in un suo tratto da Muros Noia fino a Santiago. Si parla anche di vie ciclabili, e anche Ibervitis, se non erro, propone delle visite nelle regioni vitivinicole in bicicletta. Si parla anche di ferrovie, e la Via Francigena spesso propone delle percorrenze su ferrovie storiche che riprendono alcuni tratti del cammino. Penso al Trenino della Valdorcia, che fra l'altro si trova in un paesaggio che è patrimonio UNESCO. Ma una delle grandi opportunità offerta dall'essere itinerario culturale certificato dal Consiglio d'Europa è quella di poter entrare in sinergia con altri itinerari, quindi di far parte di una rete di reti. Vi propongo qui due immagini di una cooperazione fatta fra Eleonora, la noi Destination non Napoleon vediamo e la Via più. Francigena 2 anni fa, durante il Road to Rome, che celebrava il 20° anniversario di Associazione Europea della Via Francigena, e in questa occasione abbiamo proposto ai comuni della Val d'Aosta di riscoprire la loro storia francigena, ma anche la loro storia di epoca napoleonica, perché proprio sulla Via Francigena hanno camminato anche le truppe di Napoleone durante la prima campagna d'Italia. Quindi Sigerico trovò ospitalità a Barda in Val d'Aosta, ma la fortezza di Barda venne distrutta dalle truppe napoleoniche e ricostruita poi successivamente. Un altro interessante network di itinerari e di luoghi, parti di itinerari, che sicuramente potrà anche essere di interesse per la Via Querenissima, è il network Green Pilgrimage, che è stato lanciato ad Assisi ormai quasi più di 10 anni fa, e che racchiude varie destinazioni. Di questo network fa parte European Green Pilgrimage Network, all'interno delle quali contiamo destinazioni come Canterbury, Vestena e Trondheim,
tutte destinazioni e luoghi che sono di interesse anche per la Via Querenissima, oltre ovviamente a Santiago de Compostela. Questi esempi, questa carrellata vogliono essere un'ispirazione per voi, per guardare in modo più ampio alla Via Querenissima e in generale agli itinerari culturali del Consiglio d'Europa come occasioni innanzitutto per riscoprire i territori e anche per andare a analizzare il nostro territorio come se fosse un libro all'aria aperta, come se fosse una geografia che ci parla della nostra storia, della nostra identità, ma che possiamo, come dire, leggere su vari strati, su vari layer, a seconda del tematismo che l'itinerario propone, a seconda del periodo storico di cui vogliamo occuparci. E scopriremo che i nostri territori in effetti hanno a che fare con più storie, con più itinerari culturali e i loro incroci, le loro intersezioni ci permettono proprio di dar conto di questa ricchezza del nostro patrimonio storico, non soltanto tangibile ma anche immateriale, si parla appunto di tradizioni, di musica, di feste popolari e di saperi, di saper fare. E tutto questo ci fa ancora più capire come il ruolo del patrimonio culturale per gli itinerari sia al centro. E attorno al patrimonio culturale che noi vogliamo mettere in evidenza e intorno al quale tutto si costruisce, dalla rete degli attori locali fino al pacchetto turistico culturale. Appunto il patrimonio culturale è il nostro fulcro e il turismo, come in genere si dice per gli itinerari, è il mezzo attraverso cui andiamo ad esplorare i territori. Io vi ringrazio e mi scuso ancora per non aver potuto essere presente e per non nemmeno potermi mostrare in viso, ma purtroppo non trovo il modo di farlo. E vi ringrazio e spero, se ci sono domande, rimango a vostra disposizione. Grazie Eleonora. Allora, in collegamento abbiamo la dottoressa Emanuela Pank, presidente dell'itinerario culturale, sempre del Consiglio d'Europa, Itervitis. E per noi è molto importante che vogliamo ovviamente iniziare una collaborazione con loro proprio per la Malvasia, che era uno dei prodotti che Pietro Querini stava portando nel Fiandre da vendere. Ci sei, Emanuela? Sì, eccomi qua, buongiorno a Meno tutti, mi male. senti? Oh sì, benissimo, e ti vediamo bene, ti sentiamo bene. Anche se sono in una condizione un po' precaria, che sono in un aeroporto, quindi ogni tanto sentirete la campanella di qualcosa che parte, però ce la dovremmo fare. Ok, adesso vediamo, hai delle diapositive da far vedere Sì, oppure? adesso condivido un attimo lo schermo, aspetta un secondo, Canva. Lo vedete lo schermo? No, Sì, io non lo vediamo vedo. te. Vediamo te. Allora, ricominciamo. Proviamo a vedere se con te almeno riusciamo a vedere le slide. Abbiamo avuto dei problemi oggi. Allora, condividi lo schermo, trasmissione dei contenuti schermo dovrebbe arrivare. Non so perché non lo vedete. Tragedia, non avete neanche le mie diapositive che avevo mandato? No, non le Io continuo a vediamo. fare condividi schermo, non so perché non lo... È il problema che tutti oggi hanno avuto. Mannaggia la miseria. Condividi. Sinceramente non so No. che fare, io continuo a fare condividi schermo e... Me le avevi mandate le Vediamo un attimo, slide? No, non le ho. Sì. Sì? Sì. Allora facciamo... Proviamo a vedere se... Allora, vediamo un attimo. Non so perché non lo faccio vedere.
diciamo, è l'ultima come dire, delle disgrazie tecnologiche della giornata, perché vi avevo preparato anche un video che è risultato essere senza audio. Questo è un problema di Webex. No, è un problema di Webex evidentemente. Vuoi fare senza e poi magari me le mandi e io le inoltro Va bene, agli aspetta. studenti. Se continuate a sentirmi, almeno me le apro Sì, sì, davanti sì, sì, per l'audio vedere un po' e il video è il filo ottimo. logico. Allora, come anticipava Eleonora, che ha presentato in generale il programma degli itinerari culturali, Itervitis è l'itinerario culturale della Vite. Itervitis è nato nel 2007 come associazione, per poi ricevere una certificazione nel 2009, e negli anni da associazione, sarò breve sull'introduzione, ma è importante anche per capire i sistemi vari di itinerario. Da associazione siamo diventati federazione. Perché? Perché noi ora abbiamo 23 Paesi membri. Vuol dire che 23 Paesi membri hanno ognuno delle esigenze, delle aspettative diverse, hanno un contesto di espressione diverso, e quindi abbiamo delle associazioni nazionali e poi delle associazioni a livello regionale. E è importante sempre sottolineare questa dimensione di Consiglio d'Europa, perché è una dimensione di Europa come continente europeo, che vuol dire che è molto più vasta della dimensione dell'Unione Europea, e che permette a itinerari come il mio, che affrontano una tematica così condivisa, di andare dalle isole Azzorre in mezzo all'oceano fino all'Azerbaigian, alla Georgia, all'Armenia, ad andare dal Lussemburgo fino alla sponda sud del Mediterraneo, Israele, Tunisia, Libano. E diciamo il nostro principale obiettivo sin dall'inizio era quello di valorizzare la cultura della vite, è per questo che si chiama Itervitis les chemins de la vigne e non del vino, anche perché all'inizio, quando abbiamo presentato la nostra proposta, e non è stata accolta positivamente, non siamo mai stati bocciati, devo dire, però c'è stato fatto ritoccare il dossier più volte, perché la risposta era: il vino non è cultura, il vino è commerciale. A distanza di 15 anni, noi siamo riusciti a dimostrarlo già 15 anni fa, invece questo carattere di vino, questo statuto culturale del vino, viene quanto mai apprezzato anche dall'industria produttiva del vino ai giorni nostri, perché permette in questo momento difficilissimo per l'industria vitivinicola di avere una leva ulteriore per proteggere il prodotto. Siamo in un momento storico in cui il vino viene additato come nocivo per la salute, siamo in un momento storico in cui c'è questo problema dell'etichettatura, la Commissione europea non va leggera quando si parla di vino, quindi anche l'industria vitivinicola è tornata verso la cultura per affermare il valore culturale del vino rispetto a qualsiasi altra bevanda alcolica o non alcolica. Quindi noi come attuiamo questo e come ci adoperiamo per raggiungere questo obiettivo? Ovviamente con una tutela del patrimonio materiale e immateriale, sia dalle tradizioni al paesaggio, a tutto quello che è il patrimonio storico e archeologico. Io dico sempre potremmo essere anche un itinerario per Astemi, perché la nostra ricerca parte dal sito archeologico in cui c'era una produzione di vino nel passato, il museo archeologico in cui ci sono delle itinerari tematici legati solo alla viticoltura, c'è il museo archeologico di Salonicco in cui c'è un itinerario che si chiama Wine Stories, per cui vai al museo anche solo per vedere la parte dedicata al vino. Perché tutta questa introduzione? Perché il lavoro insieme alla Via Quirinissima diventa quanto mai attuale, proprio perché andiamo a sovrapporre due priorità diverse, due tematiche diverse, e quindi diventa quanto mai attuale e rilevante sia a livello contenutistico, ma anche per quello che è il risvolto di economia turistica che citava Eleonora prima. Gli itinerari ovviamente hanno come scopo la valorizzazione della cultura, ma anche la traduzione in prodotto turistico.
turistico, e il prodotto turistico, per essere un prodotto di successo, deve essere un prodotto multitematico. Io con un prodotto solo legato al vino, alla vite, non avrò successo. È per questo che devo andare a inserire altri contenuti. Noi abbiamo lavorato nel passato con l'itinerario del patrimonio ebraico, con l'itinerario dei vini kasher, con l'itinerario della ceramica, per individuare tutti i contenitori di trasporto del vino nel tempo e di consumo. E dunque, ancora una volta, questo invece abbinamento con la via Querenissima può essere importante, anche perché noi già lavoriamo con il mito della malvasia da qualche anno. L'altra strumento importante, l'altra funzione importante dello strumento vino è sicuramente quella del dialogo, di acceleratore del dialogo interculturale. Noi e in questo senso vedremo anche l'importanza della malvasia, proprio non del vitigno malvasia in questo senso. Quindi noi lavoriamo in paesi che hanno un conflitto in corso, abbiamo soci in Ucraina, e quindi il fatto di poter essere parte di un itinerario culturale del Consiglio d'Europa permette di avere un ponte verso l'Europa, ma anche un ponte verso il futuro, un dopoguerra orientato alla promozione culturale, alla promozione turistica, con la Moldova, che è un paese vicino, un paese in conflitto, e quindi il lavoro è di cambiare l'immagine, la percezione della Moldova non come paese pericoloso, ma come paese in cui c'è un patrimonio culturale che può essere anche di interesse turistico. La Bosnia-Herzegovina, c'è un paese che ha sofferto il conflitto e che continua a avere una forte conflitto interno non palesato ma a livello etnico, in cui la presenza di un itinerario culturale o più itinerari culturali servono sia da ponte verso l'Europa, ma anche da dialogo dalle diverse controparti che ci sono nel paese. Il Libano, in cui utilizziamo l'archeologia come leva di promozione di un turismo del vino differente. Quindi, tornando all'itinerario anche per Astemi, e un itinerario sostenibile, per esempio a Roma abbiamo fatto tutto un percorso dedicato alla visita di Roma e tutti i luoghi di Roma che hanno a che fare con la produzione della viticoltura e il consumo del vino dal tempo dei Romani fino al barocco. In Calabria abbiamo fatto un museo a cielo aperto di varietà antiche autoctone. Ma tornando alla malvasia, noi cosa abbiamo fatto? Da un lato abbiamo inserito dentro Itervitis come membro il mito della malvasia, che è un gruppo di lavoro, un progetto tra tre GAL e tra tre territori, Croazia, Grecia e Italia. E quanto è importante, stamattina quando io partivo avrei dovuto fare l'intervento proprio da Creta, da Candia, uno dei luoghi mitici per la malvasia. Perché la malvasia sopra altri vitigni ha questo potere evocativo, questo grandissimo storytelling, visto che questa è la parola da utilizzare in questo momento? Innanzitutto perché probabilmente è stato il primo vino sul quale è stato fatto, il vino prodotto dal Vigno Malvasia, su cui è stata fatta un'operazione forte di marketing. Già quando il vino era protagonista di queste rotte commerciali dalla Grecia ad opera dei veneziani, aveva un appeal, un potere di seduzione molto forte. Ma addirittura torniamo indietro, perché la prima testimonianza di commerci e di consumo diffuso nel Mediterraneo di malvasia risale al XII secolo. Malvasia viene da questo castello di Monemvasia, che è nel Peloponneso, anche se Creta si vuole prendere il diritto di essere il primo a aver diffuso la malvasia in Europa. Monemvasia, che significa porto con un'unica entrata, era il porto di origine, e da Monemvasia arrivava fino a Costantinopoli. Poi effettivamente la Monemvasia, da essere il nome del porto, diventa il nome della città, che era una città bizantina, e inizia a sovrapporsi il nome della città al nome del vitigno, e inizia il successo in questo nel mercato, proprio possiamo dirlo così, anche se era molti secoli fa, ad opera dei
sia dei mercanti genovesi, ma soprattutto dei mercanti veneziani, che riescono a farne il protagonista delle transazioni commerciali. Addirittura a Venezia ritroviamo delle calli che hanno il nome di Malvasia, talmente, e c'erano delle botteghe per la vendita della Malvasia. Quindi ancora una volta l'itinerario culturale cosa fa? Valorizza un vitigno, valorizza una tradizione di produzione, ma valorizza anche tutta una storia che è legata ai trasporti e ai commerci, quindi altro che multitematico. Andiamo su una trasmissione di contenuti multilivello che può andare a intercettare, perché se poi la finalità può essere sempre turistica oppure di coinvolgimento di nuovi target, in questo modo si vanno a intercettare, si va a intercettare un target che può essere interessato sia alla storia che all'economia, e si va a avere un pubblico sempre più più vasto. E senza andare nel dettaglio della produzione tecnica della Malvasia, perché sin dall'epoca, sin dal XVII secolo, la Malvasia comunque aveva anche questo carattere di essere seccata appassita al sole, e quindi ritroviamo la Malvasia nelle isole Cicladi, a Paros, a Naxos, e poi ovviamente a Creta, che all'epoca si chiamava Candia. Il nome cambia grazie ai mercanti dei vari paesi, quindi in Francia come Malvoisie, Malmsey come in Inghilterra. Si diffonde in tanti paesi, ma il nome sempre più forte è quello che è stato mutuato dai veneziani, che è quello di Malvasia. Quando invece i turchi arrivano a occupare la Grecia, e i mercanti veneziani, che erano stati anche lungimiranti, avevano già diffuso anche la produzione in altri paesi, e è lì che ritroviamo una diffusione della Malvasia in tutto l'Adriatico, con cloni diversi, perché quindi anche varietà diverse rispetto a quella originale, per una forma di adattamento anche a quello che era il terroir dei vari paesi. Ovviamente nei secoli si diffonde anche negli altri continenti, ma tornando al nostro approccio storico e multiculturale, rimane importante questo discorso della diffusione nell'Adriatico. Perché? Perché, come vi dicevo prima, la nostra missione deve essere una missione anche di dialogo interculturale, quindi il potere della Malvasia di catalizzatore non è solo legato a questa storia affascinantissima, ai legami che tra poco con la letteratura, ma anche al fatto che è un vitigno che ritroviamo in paesi che sono stati in un perenne conflitto, quindi è come con lo stesso DNA, e questo ha un potere di coesione importante, perché nel nostro itinerario possiamo avere l'Armenia con l'Azerbaigian, possiamo avere Israele con il Libano, perché al di là delle questioni politiche, il vino e la viticoltura aprono sempre al dialogo. Ricordo quando abbiamo iniziato il progetto Intervitis, dicevamo quello che il mare divide e il vino unisce, e questo è quanto mai forte e importante, e la Malvasia sicuramente è un simbolo di questo dialogo. Tornando alla multidisciplinarietà, ritroviamo la Malvasia citata da Shakespeare nel Riccardo III, che dice affogatemi in un barile di vino di Malvasia. Ritroviamo la Malvasia nel vigneto di Leonardo da Vinci, recentemente riaperto e visitabile a Milano all'interno del Castello Sforzesco. Quindi il nostro lavoro è stato da un lato l'apertura a questo progetto Mito della Malvasia con i 3 paesi, dall'altro già in passato la realizzazione di una bottiglia di Malvasia che rappresentasse i paesi dell'Adriatico e i Balcani associati ai Tervitis, con un'etichetta parlante. Mi dispiace non potete vedere le immagini, ma magari le condivideremo in futuro, con un'etichetta parlante che raccontava proprio la storia della Malvasia e il fatto di avere un patrimonio in termini di ampelografico, quindi del vitigno in comune, anche tra paesi che avevano subito un conflitto etnico o politico. La Malvasia quindi rimane importantissima
sia dal lato greco che dal lato istriano di Croazia e poi dal lato della Slovenia, ma la ritroviamo in tutti i paesi dell'area, così come poi la ritroviamo in alcune regioni italiane. È chiaro che la domesticazione, una volta partito dalla Grecia con i mercanti, come per tanti altri vitigni, non si può dare una cronologia esatta, è arrivato prima in Emilia, è arrivato prima nel Lazio piuttosto che in Sardegna. Le aree di domesticazione, le aree di coltivazione, perché comunque era già una vite domesticata, sono state le stesse nello stesso periodo. Quindi ancora più oggi, dato che come avete visto come Itervitis abbiamo lavorato in termini di cooperazione sulla Malvasia già da tanti anni, siamo felici di poter fare questo lavoro, questo di intreccio con la Via Querenissima e continuare sui contenuti relativi alla Malvasia, aprendo anche il discorso del viaggio del Querini, quindi sicuramente siamo più che disponibili, anche perché abbiamo 15 anni, siamo un pochino più anziani e magari possiamo essere anche utili allo sviluppo dell'itinerario. Grazie dell'opportunità e scusate della situazione precaria. Grazie Emanuela. Allora, adesso per chiudere la lezione diamo la parola ovviamente alla professoressa Rabbiosi. Ok. No, non ci sono slide. No, cercherò anche di essere breve, non so se c'è qualcuno ancora online o meno, per cui ecco. Ok, c'è Eleonora, perfetto. Veramente brevemente colgo questa occasione innanzitutto per ringraziare il Consiglio regionale del Veneto e l'Associazione Querenissima per averci ospitati. Alcuni degli studenti non lo sanno, ma alcuni dei docenti dell'Università di Padova fanno parte del comitato scientifico di Via Querenissima. Quindi questa occasione è anche l'occasione per rinsaldare alcuni degli aspetti legati a come poi viene gestito l'ente promotore di un itinerario culturale in vista della certificazione per il Consiglio d'Europa. Questa era una cosa che mi premeva sottolineare come per dare anche degli elementi di premessa. Ora, l'accordo con chi ha organizzato questa lezione qui in Consiglio regionale del Veneto era che io chiudessi, tirassi le fila. Volevo provare a tirare le fila a partire anche dalle vostre competenze specifiche rispetto ai corsi di studio che voi frequentate, perché nonostante tutti i problemi tecnici che ci sono stati oggi, io penso che sia abbastanza chiaro come intorno a questo itinerario si sviluppano tutta una serie di tematiche di cui voi siete ora o sarete in futuro gli esperti. E penso che questa sia una cosa da tenere bene a mente per chi, come gli studenti che frequentano quest'anno l'insegnamento di valorizzazione turistica e promozione del paesaggio, ma anche per gli altri, penso sia bene da tenerlo a mente nel momento in cui vi troverete a lavorare su tematiche come quelle degli itinerari culturali. Per gli studenti questo sarà l'oggetto dell'esame, per alcuni di voi è la tesi, per altri chi lo sa. Ora, su questo itinerario abbiamo sentito tantissimo la dimensione storica di lungo corso, dal 1400 ad oggi. Qui ci sono degli studenti o che studiano scienze storiche con un curriculum particolare che è quello di Mobility Studies, e ci ha detto bene anche la nostra ultima interveniente Emanuela Planck, che diceva un itinerario culturale è anche un mezzo per riflettere sul tema della circolazione di merci, persone, anche idee nel tempo. Per chi studia Mobility Studies penso che questo aspetto, prendendolo anche con questa prospettiva storica di lungo corso, sia fondamentale.
abbiamo parlato tantissimo di patrimoni di tipo diverso, da quelli più tangibili a quelli più intangibili, e qui tutti siete degli esperti, forse i meno esperti sono i colleghi di Mobility Studies, qualcuno di voi studia addirittura presso un dipartimento di beni culturali, e tutta la dinamica legata alla patrimonializzazione l'abbiamo sentita, legata a cibi, ma io direi anche a tecniche e tecnologie, quelle marinare, quelle legate alla trasformazione, il baccalà, si è parlato molto di baccalà, che noi possiamo vedere dal punto di vista turistico soprattutto negli aspetti di consumo, ma, e lo hanno sottolineato bene anche le persone che sono intervenute, penso anche all'intervento della Proloco di Sandrigo, non è solo il consumo finale, è anche tutto ciò che è legato alla distribuzione e di fatto anche sulla trasformazione, che poi se pensiamo proprio specificatamente al baccalà, la trasformazione dal pesce alle nostre tavole subisce tantissimi passaggi. Quindi questo è un altro elemento a cui vi chiedo di tenere in considerazione. In questa dimensione di patrimonializzazione molta parte è stata dedicata a tutto quello che è il patrimonio intangibile o immateriale, chiamiamolo come vogliamo. E ci è stato detto che l'obiettivo degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa è pensare al patrimonio culturale non come qualcosa del passato, di cui parlo nel presente, ma che sostanzialmente rimane confinato nel passato. Ma, ci diceva Eleonora Berti, l'idea è che gli itinerari culturali siano un libro aperto sul presente, e anche tra i primi interventi di stamattina ci sono stati fatti degli esempi di come la stessa storia di Pietro Querini viene riattualizzata nel presente, ad esempio attraverso l'opera Querini, che serve a tenere in vita una storia, ma anche una cosiddetta industria culturale, quella teatrale, nello specifico poi in relazione a una comunità che si identifica anche in questa storia, come quella dell'isola di Rhost. Questo aspetto e questo esempio di opera Querini perché ci interessa? Perché in questo caso è una comunità che ha dato vita peraltro a un'opera teatrale, a un'opera tra il musicale e il teatrale. Ci interessa perché quando studiamo il turismo sostenibile sappiamo quale importanza abbiano le comunità locali. Quindi questo può essere un altro esempio, non solo per farci capire la ricchezza dello specifico itinerario culturale che vogliamo studiare, ma anche di che cosa vuol dire non confinare il patrimonio culturale nel passato, ma tenerlo in vita nel presente. Un'altra cosa che mi sono segnata, sono ancora due le cose che voglio sottolineare, sono rispetto all'intervento di Eleonora Berti che ci diceva che rispetto a Destination Napoléon, quindi un itinerario culturale che ha a che fare con una figura anche impegnativa e contestabile, dissonante, è un tema di cui abbiamo parlato a lezione ultimamente, l'obiettivo dell'itinerario è poi valorizzare tutta una serie di patrimoni, Eleonora Berti ha usato la parola minori rispetto alla notorietà della storia anche militare e politica di Napoleone, ma non minori in senso valoriale. Questo penso che per noi e per chi farà l'esame sia molto importante. Ad esempio, non è un tema minore, ma è apparentemente meno evidente tutto il tema delle dinamiche di genere, dietro ad esempio le specifiche storie che ci sono state raccontate intorno al tema di Pietro Querini. Pietro Querini era un uomo, ma in tutta l'industria, ad esempio, del baccalà, qual è il ruolo non solo appunto dei marinai che tendenzialmente erano uomini o i commercianti, ma ad esempio di chi si occupa più della trasformazione del cibo? Questa può essere una riflessione da fare.
tutto il tema poi del patrimonio ambientale. Eleonora Berti ci diceva che con Destination Napoleon stanno lavorando su gli erbari, gli aspetti florofaunistici legati ai luoghi più importanti delle storie di Napoleone. Questo mi sembra un altro tema molto interessante a cui io per prima non avevo pensato, ma rispetto a un itinerario che peraltro è un itinerario, e ci è stato detto anche dal collega dell'itinerario di Santiago di Compostela di Muros Noia, è una rotta marittima e il mare è un ambiente molto specifico. Quindi ecco, tenere in considerazione anche questo, che al di là del grosso nome, mettiamola così, che dà il tema forte a un itinerario, l'obiettivo degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa è di costruire intorno la valorizzazione di tutta una serie di patrimoni, anche non scontati, e soprattutto che siano proposti mettendo in connessione passato e presente, perché l'obiettivo ultimo di ottenere la certificazione del Consiglio d'Europa e che distingue questa certificazione da altre certificazioni è proprio quella di costruire uno strumento per la valorizzazione di ciò che esiste nei territori e per cui il turismo diventa diventa strumento per lo sviluppo locale, per fare promozione culturale in senso ampio, attraverso anche la cooperazione non solo tra stati, ma cooperazioni tra parti diverse. Qui noi siamo nella sede del Consiglio regionale del Veneto. L'associazione è l'associazione che viene ospitata, che viene anche supportata dal Consiglio regionale. Abbiamo poi ascoltato una proloco e ci è stato spiegato qual è la specifica identità di una proloco, il ruolo delle comunità locali, il ruolo di tutti gli operatori turistici che si mettono in gioco anche attraverso un itinerario. E infine accelerare il dialogo interculturale in relazione a una certa idea di Europa. Voi sapete che in questo caso il motto dell'Unione Europea è uniti nella diversità, con l'idea che sia questo uno dei temi portanti dell'Unione, ma più in generale del continente. Ecco, queste sono tutta una serie di sollecitazioni che io mi sono segnata, non ultimo questo tema che direi quasi di geografia quasi politica tra sud e nord Europa, mettendo al centro il Mediterraneo, mettendolo al centro dei dibattiti sull'europeizzazione. Quindi tantissimi temi che per fortuna abbiamo tempo di sviluppare, perché per quanto riguarda studentesse e studenti del corso di valorizzazione turistica e promozione del paesaggio abbiamo 5 settimane per lavorarci, fino alla fine del corso, e poi ci sarà l'esame che è ancora più avanti. Quindi i temi sono tantissimi, ma abbiamo tempo per entrarci dentro, per informarci, per recuperare non solo le slide che oggi non abbiamo potuto vedere, ma ulteriori informazioni, e magari l'anno prossimo potremo rivenire qui e presentare i nostri lavori. Ovviamente questo dipende dalla qualità di quello che voi riuscite a fare, però penso che questo possa essere un orizzonte di comune interesse e che rinsalta anche uno degli aspetti degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, che è proprio quello anche di lavorare sulle giovani generazioni, ancora meglio in un'ottica di lifelong learning, non solo su quelle giovanissime, su tutte. Poi qui abbiamo degli insegnanti delle superiori o delle medie, adesso non ricordo, e quindi comunque c'è questa ricaduta anche sulle altre generazioni. Personalmente mi taccio, se c'è magari qualche rapido intervento ora va bene, se no lo riprendiamo. Io invito gli studenti anche che non stanno frequentando quest'anno, se volete comunque iscrivervi alla pagina Moodle,
di valorizzazione turistica e promozione del paesaggio, così quando la dottoressa Martorana o anche noi attraverso altri ospiti raccogliamo dei materiali, anche voi ne potrete avere accesso senza dover mandare 30.000 mail. Ecco, quindi anche se non frequentate il mio corso, tramite la piattaforma Moodle di Ateneo riuscite a rimanere in contatto. Ecco, io mi fermo, chiedo però a voi se avete qualche intervento a spot che volete fare ora. Qualche sollecitazione che volete condividere, ad esempio. Qualcosa ad esempio di cui vi sareste aspettati di sentir parlare ma che non avete sentito. Dite qualcosa, a caso. Sì, vai, già 2. Top, vai. No, che personalmente le aspettative che avevo relativamente a questo incontro sono state più che ampiamente soddisfatte, per cui niente, complimenti per l'organizzazione a tutti i partecipanti, solo questo. A prescindere dalle diapositive. Abbiamo anche dimostrato che si può comprendere senza le slide. Esatto, che si può fare, ecco. Prego. E allora, il mio intervento volevo solo capire effettivamente scendendo più nella parte pratica, cioè nel senso, ora abbiamo fatto una sorta di mappa concettuale della parte dell'organizzazione proprio ideologica, ideale del progetto, e sarei curioso di capire effettivamente poi il lavoro concreto nella scelta dei posti da selezionare, dei percorsi, delle persone da contattare. Come si è arrivati a questo? Perché da una parte dici, va bene, abbiamo un progetto, ma dopo nel momento in cui bisogna iniziarlo, dove bisogna rivolgersi, con chi, cosa? Questo è stato anche un intervento che abbiamo appena affrontato con il valutatore indipendente del Consiglio d'Europa, che sta valutando il nostro dossier di candidatura. Allora, quando è arrivato questo progetto in regione, un progetto enorme, un regolamento del Consiglio d'Europa molto articolato e che crea degli schemi molto rigidi per riuscire a recuperare o comunque creare le condizioni per poi arrivare alla certificazione del Consiglio d'Europa. Qui mi riallaccio ad un intervento, all'intervento di Stefano Agnoletto, il quale ha specificato e ha detto: guardate che l'itinerario culturale così com'è esiste, perché c'è l'associazione che ha messo in piedi questo itinerario, ma probabilmente esisteva anche già da prima, perché le comunità locali comunque avevano creato degli eventi, c'erano già delle relazioni, no? Nel 2012 c'è stato un primo accordo tra Regione del Veneto e Regione del Nordland che voleva sviluppare proprio anche il settore culturale. Quindi non è stato facile. Alla base della creazione dell'itinerario culturale e dell'associazione c'è stato un grande studio. Quindi da un lato c'era la parte, diciamo, più bella, più suggestiva, che era quello di creare un itinerario culturale e turistico, dall'altra parte invece quella più rigida e complessa, che era quella di creare le condizioni affinché questo itinerario potesse effettivamente accedere alla certificazione del Consiglio d'Europa. Motivo per cui le regioni sono state coinvolte in questo progetto, perché a livello locale sarebbe stato estremamente difficile creare queste condizioni. E niente, quindi per arrivare alla prima domanda, chi sono stati i partner? C'erano già delle realtà locali, la Proloco di Sandrigo per esempio, c'era il Consorzio della Rievocazione Storiche, che è una realtà qui di Venezia che comunque organizza eventi rievocando battaglie, guerre, ma non solo in Italia ma anche in Europa, perché è un consorzio europeo. E poi c'era la regione del Veneto, la regione del Nordland, la regione della Svezia.
la regione del Västra del Götaland in Svezia. Quindi siamo partiti noi e ovviamente il primo itinerario era quello percorso da Pietro Querini. Quindi abbiamo preso la mappa di Pietro Querini, quella che avete in cartellina, abbiamo letto il diario, nel diario, se volete leggerlo è anche molto breve, si legge facilmente, no? Lui individua con date, luogo ed eventi e quella è stata la prima nostra mappatura. Ne abbiamo contattato regioni, comuni e le località, tutte quelle citate nell'itinerario. In un primo momento a rispondere sono stati in pochi, perché comunque c'è quest'idea, no, di un itinerario che ancora non è concreto. Poi se mettiamo in mezzo anche le pubbliche amministrazioni, che sono strategiche per il Consiglio d'Europa, no? Il Consiglio d'Europa vuole che ci siano pubbliche amministrazioni ed enti territoriali a supporto dell'itinerario, perché dà loro garanzia di un qualcosa di solido e che avrà continuità nel tempo. Allo stesso tempo però le regioni e gli enti locali non sono in grado di finanziare e supportare economicamente questa realtà. E quindi cosa entrano in gioco? Beh, non certo la quota associativa, che per noi in questo momento è bassissima, proprio perché abbiamo l'intenzione di coinvolgere più soggetti possibili. Ma entreranno in gioco i progetti europei per la cultura, i progetti europei che riguardano il paesaggio e quindi la possibilità di partecipare ai bandi e riuscire a recuperare delle risorse. Comunque questo è stato il primo approccio e adesso abbiamo 5 paesi come fondatori, oltre alle 3 regioni e alla Proloco e al CERS avevamo anche il comune di Cadice e da lì siamo partiti, quindi comunque gli elementi per partire per il Consiglio d'Europa li avevamo. Come dicevamo prima e come diceva la professoressa, l'itinerario culturale poi non è un itinerario, per come l'abbiamo, per come lo vogliamo sviluppare, e lo si vede, ecco qui non abbiamo il logo di Via Querenissima, è un itinerario multilivello. Quindi da un lato c'è l'itinerario fisico, cioè il viaggio che ha percorso Pietro Querini via mare e poi via terra. Comunque adesso ci sono anche già altre realtà che si stanno adoperando per entrare nell'associazione. Sicuramente una volta ottenuta la certificazione del Consiglio d'Europa, Via Querenissima sarà ancora più appetibile, no? E dall'altro lato invece è la questione del tema. Abbiamo parlato con Emanuela Panche dell'itinerario di Itervitis. L'itinerario che sviluppano loro sulla Malvasia non combacia di certo con il viaggio di Pietro Querini, ma per tema comunque, cioè il veicolo è la Malvasia e quindi noi ci affianchiamo a questo itinerario e sviluppiamo anche un itinerario, diciamo, tematico. La stessa cosa potrebbe essere un altro sviluppo molto suggestivo. Se leggendo il diario di Querini vediamo che Querini era una persona estremamente religiosa, no? E tutto il suo diario è con la data si parla del santo ed è anche un viaggio di pellegrinaggi. Anche quello potrebbe essere vorremmo sviluppare quel tipo di itinerario che ovviamente non rispecchia sempre il viaggio di Pietro Querini. Allora voi avete visto, adesso qui non ce l'abbiamo, che il logo nuovo di Via Querenissima rispecchia 3 colori, che è questo, rispecchia questi 3 colori perché da una parte abbiamo la storia, la cultura, abbiamo un itinerario che si sviluppa tramite musei, città e individui. La parte blu che richiama il viaggio di Querini, il mare, l'itinerario, ma abbiamo anche una parte verde che è quella per la qualità dei mari, per la sostenibilità del cibo, per la sostenibilità della pesca. Quindi l'itinerario di Via Querenissima svilupperà, perché adesso siamo nel nostro immaginario tutti questi temi. Quindi richiama il passato,
si rispecchia sul presente, ma già vede verso il futuro. Quindi è tutto un work in progress. Grazie Nicoletta. C'è qualcun altro che vuole fare ultimo? Brigida che farà una tesi su... Sì? Prego. Più che altro, essendo io sto scrivendo la tesi sulla Via Rovena Germanica, che è un altro itinerario culturale che attraversa il Veneto. E che si incontra con il viaggio di sì. ritorno via terra di... Volevo allacciarmi ai complimenti perché ho trovato questo itinerario molto interessante e ha tantissimi aspetti anche in comune con ovviamente la Romea Germanica. Mi chiedevo, parlando per ignoranza, se esiste un coordinamento regionale degli itinerari culturali europei, essendo attraversata, penso alle regioni limitrofe come il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, mi chiedo se esiste, se non esiste, se potrebbe essere interessante, ecco. Al momento non esiste per ora. Crearne uno. Dal mio punto di vista potrebbe essere estremamente interessante. E qui magari mi riallaccio io così poi chiudiamo. Ecco, veramente, mentre ascoltavo Nicoletta, mentre adesso ascoltavo anche quest'ultima domanda da parte di Brigida, mi rendevo conto di quanti temi ci siano che si possano affrontare, che siano coerenti con gli obiettivi del nostro corso, che si chiama appunto valorizzazione turistica e promozione del paesaggio, dove per noi la valorizzazione turistica non è solo la comunicazione, ma è la costruzione di tutte le reti che sono necessarie per far funzionare un prodotto, e dove per noi valorizzazione turistica e promozione del paesaggio guarda inevitabilmente alla sostenibilità intesa nelle sue diverse dimensioni, che sono quella ambientale, quella culturale, quella economica, ma anche quella istituzionale. Quindi tantissimi temi. Prima nel mio intervento non ho fatto riferimento a tutto il tema dell'intercettare diversi tipi di programmi che valorizzano temi affini, ma sono stati citati: la Città Europea della Cultura, siti e paesaggi UNESCO, Eleonora Berti ha parlato della European Green Pilgrimage Network. Questo è un altro tema che tra l'altro in termini di governance apre tutta una serie di aspetti problematici, tra cui come gestire tutto questo. Quindi ottima domanda. Da $1 milione mi viene di euro, però siamo dalle nostre parti, ok? Un altro tema di cui che volevo richiamare, non l'ho fatto e mi scuso, è quello del cambiamento climatico, che è stato citato forse solo all'inizio. Qui, parlando di un itinerario che poi ha questa dimensione così forte con il tema dell'ambiente, tanto che uno dei colori nel logo vuole proprio richiamare quel tema, forse questo sia un'altra cosa su cui c'è bisogno di ricerca. E tutto il tema dell'overtourism, che era stato citato all'inizio da Franzina, nel momento in cui qui si intercettano località che in alcuni casi hanno già una vocazione turistica consolidata e che oggi, come dire, patiscono questo eccesso di turismo. Dall'altro, altri luoghi che magari lo sono meno, ma la cui capacità di carico, di cui abbiamo parlato nelle ultime settimane, è particolarmente ha un'asticella più bassa rispetto ad altri luoghi. Questi sono altri temi su cui sicuramente è necessario riflettere. A me non viene da aggiungere altro se non una cosa tecnica per gli studenti. Nel syllabus, da settimana questa, da mercoledì quando ci vediamo, iniziamo a lavorare sul project work finale, e io e Sabrina Meneghello avevamo già identificato dei temi. Sulla base anche di quello che abbiamo ascoltato oggi, io chiedo agli studenti e alle studentesse per mercoledì di provare a pensare se secondo voi ci potrebbero essere degli altri assi, oltre a quelli che io e la mia collega abbiamo già identificato. Perché noi ne abbiamo identificati alcuni che riteniamo essere importanti, ma forse sulla base di quello che abbiamo sentito oggi ce ne potrebbero essere altri. Quindi facciamo il punto insieme. Peraltro mercoledì ci dovrebbe essere anche Marzia Luzza in classe, per cui un confronto anche più diretto poi con Via Querinissima. Questo è il nostro programma per le prossime settimane fino all'esame. Quindi
Buon lavoro a tutte e a tutti, mi viene da dire. Chi rimane qui in Consiglio regionale del Veneto e chi ritorna all'Università di Padova. E grazie mille ancora per l'ospitalità.